Un saluto a tutti i telespettatori di Telepace e benvenuti a questo appuntamento che riepiloga i principali eventi che hanno caratterizzato l'anno che stiamo per lasciarci alle spalle. Il 2018 è stato un anno dalle tinte forti, con eventi drammatici come il crollo del ponte Morandi e la recente mareggiata che ha ferito profondamente il nostro territorio, ma in maniera altrettanto forte hanno risposto iniziative di solidarietà e di aiuto reciproco. E noi partiamo proprio da questi segnali di speranza per ripercorrere insieme i 12 mesi dell'anno, a partire dal mese di gennaio, un mese in cui tradizionalmente si celebra la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, con diverse iniziative che hanno coinvolto anche la nostra diocesi. Sempre nel mese di gennaio parte anche un tour nei comuni del Tigullio, lanciato dal Comitato Assistenza Malati Tigullio, per redigere un manifesto sulle priorità della sanità nel nostro territorio. Marina Chiavari rinnova i vertici con presidente Pierluigi Piombo e vicepresidente Germano Tabaroni, e ancora sempre nel nostro territorio c'è il picco dell'influenza, complice anche le temperature della stagione. Nel mese di gennaio ci lascia una figura significativa per Chiavari e per il villaggio del ragazzo, Pippo Sanguinetti, amico di Donnando e collaboratore per diversi anni. Ma noi iniziamo il mese di gennaio come tradizione con le immagini delle celebrazioni di inizio anno presiedute dal Papa e dal Vescovo, e con il volto del primo nato del 2018 nel Tigullio, che in questo caso è un maschietto. Il nuovo anno si apre con la celebrazione della 51esima giornata mondiale della pace. Papa Francesco nel suo messaggio affida il mondo a Maria perché custodisca quest'anno e porti la pace di suo figlio nei cuori del mondo. All'Angelus il pensiero è per tutti i migranti. Il vescovo Alberto Tanasini nella celebrazione di Capodanno ribadisce l'impegno del cammino sinodale intrapreso in diocesi per dare efficacia all'annuncio. Nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Lavagna l'anno si tinge d'azzurro. Il primo nato è Federico, che anticipa di poche ore la nascita di Alice. La notte di San Silvestro viene festeggiata nel rifugio delle casermette del Monte Penna. Nei primi giorni del 2018 una frana di grosse dimensioni si stacca sull'Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante dal versante di Sant'Anna. L'intervento di messa in sicurezza richiederà diversi sopralluoghi e la chiusura al traffico viario, con l'adozione di vie di scorrimento alternative. Solo oltre la metà del mese di gennaio si riuscirà a riaprire il transito nelle gallerie di Sant'Anna a senso unico alternato. Per la riapertura totale occorrerà attendere il mese di febbraio. In un clima di affettuosa familiarità, nella sala consiliare di Rapallo è stata consegnata questa mattina una targa a Don Salvatore Orani, rettore del santuario di Montallegro, che si appresta a lasciare il testimone a Don Gianluca Trovato. Don Salvatore è stato per 41 anni al servizio delle comunità rapallesi. Nel suo intervento ha ricordato gli arcipreti che si sono succeduti e con i quali ha collaborato, Monsignor Ratto, Monsignor Danieri e Monsignor Amandolesi. È stato testimone di una fetta di storia della città di Rapallo, con vari avvicendamenti amministrativi, in un clima di sempre cordiale collaborazione. Una stima ed affetto che non viene meno ancora oggi, sebbene Don Orani si appresti a lasciare il santuario mariano. Vediamo il momento della consegna della targa nel servizio che segue. Fin dall'inizio, il 4 gennaio del 77, reduce dal Brasile con l'assistenza spirituale alla comunità Ragazzi Rapallo, poi la ricostituzione della San Filippo Neri, l'oratorio parrocchiale, il suo grande impegno nella parrocchia di Rapallo e poi da ultimo al suo Montallegro, rettore per ben 13 anni, in un momento particolarmente importante. Io lo ricordo in occasione del 450esimo, ma anche durante l'anno la profondità delle sue riflessioni, delle sue omelie che arricchivano chiunque avesse l'opportunità di ascoltare. Quindi un senso di grande riconoscenza, di gratitudine verso un sacerdote che ha veramente fatto tanto bene alla nostra comunità e alla quale volevamo proprio nella sala più importante della città, il salone consiliare, testimoniare concretamente questa gratitudine. È uno dei momenti in cui le persone non sanno come esprimersi, perché far uscire
fare evidenziare dal cuore ciò che si sente non è facile. Perciò per questo mi sento rapallese a tutto tondo, perché 41 anni sono una vita nella quale ho ricevuto tanto. E questa è l'espressione di affetto dalla quale emerge proprio questo ringraziamento per una persona che è stata insieme a loro e come loro. Grazie. Domenica 14 gennaio fa il suo ingresso come nuovo rettore del santuario di Montallegro a Rapallo Don Gianluca Trovato, il sacerdote accompagnato dal vescovo e da tanti fedeli provenienti da Lavagna e Cogorno, dove è stato parroco, ad accoglierlo la comunità del santuario. I club service del Tigullio in occasione dell'iniziativa natalizia raccolgono 14 quintali di alimenti e 3.400 euro di offerte che vengono consegnate ai responsabili della mensa dei frati cappuccini di Sestri Levante. Lunedì 15 gennaio Papa Francesco è in volo verso il Cile, prima delle 2 tappe del viaggio apostolico che lo porterà anche in Perù. Vengo da voi come pellegrino della gioia del Vangelo, il messaggio di saluto. Il Papa sosta in preghiera sulla tomba di Monsignor Uritia, noto come il vescovo dei poveri. L'invito a Temuco in Cile è ad essere artigiani di unità. Ai Chiche invece l'esortazione: non c'è gioia se si chiudono le porte. Durante il volo da Santiago celebra il matrimonio tra un hostess e uno steward. L'accoglienza in Perù è festosa e partecipata. L'arcivescovo di Lima auspica un risveglio della fede e come accogliere Cristo in mezzo a noi. Papa Francesco lancia un appello per difendere l'Amazzonia. Nelle tempeste della vita è Gesù che tutto trasforma, rinnova e consola. Nella messa conclusiva, dinanzi ad oltre 1.300.000 fedeli, Papa Francesco esorta a combattere l'indifferenza con l'amore verso il prossimo. In Repubblica Centrafricana viene potenziato il segnale di Radio Siriri, la gemella di Radio Pace. Lo strumento, importantissimo durante la guerra civile per informare le popolazioni sugli attacchi dei ribelli, si prepara a documentare l'ingresso del nuovo vescovo. Tanti amici si ritrovano nella parrocchia di San Giacomo di Rupinara a Chiavari per ricordare Don Gian Crovetto nel 5° anniversario dalla sua scomparsa. Nell'occasione viene presentato un volume contenente 72 testimonianze sul sacerdote. Nel giorno in cui la Chiesa celebra San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, il Papa rivolge un messaggio agli operatori della comunicazione sociale, invitandoli a ricercare la verità, quale miglior antidoto alle fake news. In diocesi il vescovo invita i giornalisti locali a porre attenzione al rispetto della persona prima dello scoop e contro le false notizie. In occasione della festa del patrono viene assegnato il premio giornalistico ad Italo Lunghi, direttore di Tele Liguria Sud. Nell'entroterra si tenta il rilancio di un prodotto di nicchia, la nocciola, attraverso la costituzione della comunità produttori di nocciole delle valli del Tigullio. La finalità è il recupero dei numerosi noccioleti presenti sul territorio e il rilancio del prodotto. A fine mese la comunità di San Quirico di Assereto a Rapallo è in festa per gli 80 anni del parroco Don Emilio Arata. Il sacerdote guida il piccolo paesino da 35 anni. Papa Francesco chiede una giornata di preghiera e di digiuno per la pace. Avverrà nei primi giorni del mese di febbraio con iniziative anche nella diocesi di Chiavari. La sanità locale viene insignita del certificato ISO 9001 per la qualità dei servizi. Sempre nel mese di febbraio, da una fase iniziale di tempo caldo si passa ad un tempo gelido con l'arrivo di Burian e con le temperature che calano a picco su tutto il territorio. Arriva anche la prima neve, ma vediamo gli altri eventi del mese di febbraio nel riepilogo. Buone notizie per la cantieristica navale. Alla Fincantieri di Riva Trigoso viene inaugurata l'8ª fregata multimissione Antonio Marceglia. Nell'occasione sono assicurati carichi di lavoro per i prossimi 6 anni. Nella notte tra l'8 e il 9 febbraio si spegne alla Casa del Clero di Chiavari Monsignor Giorgio Battifora, un burbero dal cuore grande nel ricordo dell'amico Don Pino de Bernardis. Sacerdote legato al movimento di Comunione e Liberazione, era stato missionario in Brasile per 13 anni. I funerali sono celebrati dal vescovo nella Basilica di Santa Margherita Ligure. La vita di Don Giorgio, dirà, testimonia la misericordia di Dio, l'amicizia e la fraternità. In occasione della giornata mondiale del malato, Papa Francesco rammenta: non è la malattia che allontana l'uomo da Dio, ma il peccato. Gesù è il vero medico dei corpi e delle anime.
Il vescovo accoglie gli infermi nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Come Maria, le parole di Monsignor Tanasini, la Chiesa deve impegnarsi nella vicinanza alle persone sofferenti. Mercoledì 14 febbraio inizia la Quaresima. Durante il rito dell'imposizione delle ceneri in cattedrale, il vescovo delinea i tratti essenziali del cammino penitenziale comunitario, con l'apertura dei cuori alla grazia di Dio. Papa Francesco invita i fedeli a fermarsi, guardare e tornare, 3 atteggiamenti per combattere l'apatia, la rassegnazione e la sfiducia che sono demoni che paralizzano l'anima. Noi oltretutto è il titolo del nuovo modulo inaugurato al Centro Benedetta Quarone di Chiavari e dedicato ai disabili con ritardo mentale associato ad altri handicap. L'obiettivo è quello di realizzare un ambiente che faciliti la comunicazione. La Guardia di Finanza di Chiavari scopre una truffa milionaria ai danni dell'Unione Europea. Nei guai una coppia residente nell'entroterra del Tigullio che avrebbe utilizzato i fondi di un progetto per scopi personali. A Lavagna i carabinieri scoprono un arsenale di armi. 2 persone vengono arrestate. Durante le perquisizioni vengono trovati fucili, pistole e una granata militare. Sequestrati anche 4 kg di hashish. Il Sampdoria Club Gianni De Paoli di Lavagna assegna la 34esima rete d'argento al calciatore Fabio Quagliarella, attaccante e goleador blucerchiato, tifosi entusiasti del giocatore e del campionato della squadra genovese. Il Tigullio in vetrina a Discovery Italy. Sestri Levante ospita il workshop sul turismo, presenti 40 tour operator provenienti da 19 nazioni. Nelle giornate di apertura visite su tutto il territorio. A Rapallo viene inaugurato il 3° lotto del Parco delle Fontanine, dedicato alle famiglie. Lo spazio verde viene ampliato nel popoloso quartiere di Sant'Anna. La morsa del gelo non vuole abbandonare il territorio. Anche nel mese di marzo avremo nevicate anche a basse quote e temperature al di sotto dello zero, una situazione che provoca disagi anche per la viabilità e anche per la circolazione ferroviaria. Nel mese di febbraio si festeggiano i 50 anni della comunità di Sant'Egidio con una celebrazione in Santa Maria in Trastevere alla presenza di Papa Francesco. In Liguria e in 90 comuni liguri, di cui 14 del Tigullio, viene lanciata una petizione che viene firmata da diversi firmatari per ottenere l'inserimento del pesto al mortaio tra il patrimonio dell'UNESCO. Massimiliano Sacco viene riconfermato alla guida del gruppo territoriale di Confindustria, ma apriamo il mese di marzo proprio con una straordinaria nevicata che caratterizza i primi giorni. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Non ci sono i titoli del giornale, questa sera abbiamo voluto iniziare il giornale con questa carrellata di fotografie che ci avete mandato e che voi avete scattato e che avete mandato in redazione nel corso di questa mattinata, dove si vede il nostro territorio, il nostro Tigullio e anche l'entroterra così imbiancato come non si vedeva da tempo. Sono state 500 le foto che sono arrivate nella nostra redazione nel corso dell'edizione speciale del telegiornale che è andata in onda questa mattina. Gli scatti più belli hanno contribuito a realizzare la nostra copertina, ma sono state davvero tante le immagini che sono arrivate da ogni angolo del territorio e che ci hanno raccontato come il Tigullio ha vissuto questa giornata davvero particolare. Tra le problematiche registrate, poche fortunatamente, sono da segnalare quella che si è verificata a
Castiglione Chiavarese. Oggi pomeriggio un tir è rimasto in panne nella zona di Missano, complicate le operazioni per farlo ripartire a causa della neve che ricopriva la strada. Il mezzo è stato fatto tornare indietro in retromarcia per 1 chilometro con molta difficoltà, dopodiché è potuto ripartire. Il ghiaccio resta l'insidia più grave, in particolare nell'entroterra. Il sindaco di Lumarzo consiglia di non mettersi in viaggio sulle strade che conducono alle frazioni nelle zone più alte del comune. C'è il forte rischio, ha spiegato Guido Guelfo, che le stradine ghiacciate nella notte quindi possono provocare un grave pericolo per gli automobilisti. Disagi comunque limitati grazie al fatto che le scuole sono state chiuse. Non sarà però così domani. Le scuole infatti domani saranno aperte, saranno chiuse soltanto quelle dei comuni di Ne, di Castiglione Chiavarese, di Lumarzo, di Santo Stefano d'Aveto, di Rezzoaglio, di Recco e di Genova. Proprio per quanto riguarda il bacino del Genovesato e quello della Val d'Aveto, tornerà in vigore l'allerta neve arancione, valido per i comuni interni e della costa dalle 6 del mattino di domani sino alle 14. L'allerta arancione per i comuni interni delle zone D ed E, altrove allerta che sarà gialla e cesserà come quella arancione alle 14 di domani. Per quanto riguarda la zona C del nostro Levante, l'allerta sarà valida solo per i comuni interni, mentre per quelli costieri terminerà alla mezzanotte di oggi. Dunque la zona del Genovesato resta sotto osservazione per un'evoluzione meteo che potrebbe riservare ancora delle sorprese. Facciamo il punto con il responsabile del centro meteo ARPAL della regione Liguria. Il servizio. Domani la situazione cambia ed è una situazione complessa, questo perché arriva un ulteriore impulso precipitativo, quindi ancora umidità, probabilmente più di oggi, ma nello stesso tempo si rialzano le temperature, quindi ci sarà questo gioco, diciamo, di equilibrio tra una capacità di precipitazione anche maggiore rispetto a oggi e nello stesso tempo però una temperatura che si alza e quindi la neve può in alcuni casi diventare pioggia. Questo naturalmente succede più probabilmente negli estremi della regione, anzi nell'Imperiese sta già accadendo e nello Spezzino da stanotte sulla costa si alzano le temperature in maniera, diciamo, evidente. Il problema è che nel centro della regione, quindi sia sulla costa che nell'interno delle zone centrali della regione, permarranno invece sacche di aria fredda al suolo che si è particolarmente consolidata in questi giorni. Quindi lo scenario più probabile che noi abbiamo, diciamo, visto nella previsione di stamattina è quello per domani ancora di una possibilità di nevicate nella parte centrale. Si tratterà di seguire la situazione perché appunto, come dicevo, l'equilibrio tra il rialzo delle temperature e l'arrivo di nuove precipitazioni è abbastanza delicato, quindi in alcuni casi lungo costa dalla neve poi si passerà alla pioggia. Domenica 4 marzo gli italiani sono chiamati alle urne per rinnovare i 2 rami del Parlamento. 5 Stelle, primo partito, anche se è quella di centrodestra la coalizione ad aver ottenuto più voti. Il risultato elettorale nel Tigullio si allinea con quello nazionale. Nel nuovo Parlamento siederanno alcuni esponenti del territorio: Roberto Bagnasco di Forza Italia, i 5 Stelle Roberto Traversi e Vito Vattuone per il PD. Riconfermata alla Camera per la lista Liberi Uguali il deputato Luca Pastorino, mentre per la Lega Nord viene eletto Edoardo Rixi. Nella parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra Sestri Levante si rinnova la 39esima edizione dell'Usignolo d'Oro. Nel corso della rassegna canora viene scoperta una targa in ricordo di un giovane della comunità, Stefano De Filippi, prematuramente scomparso. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, a Chiavari viene assegnato il premio Donna dell'anno ad Anna Marchese Rocca, ideatrice e promotrice del Museo della Sedia Leggera in memoria del marito. Ancora una frana compromette la viabilità interna. Un masso di grosse dimensioni cade sulla provinciale 42 di Romaggi. La strada resterà chiusa a lungo, isolando alcune frazioni dell'entroterra in attesa dell'intervento risolutore. Nel cammino verso la Pasqua vengono riproposte le 24 ore per il Signore. Il Papa presiede la liturgia in Vaticano. Nessun peccato ci priva dell'amore di Dio. In diocesi il vescovo Alberto Tanasini invita i fedeli a riscoprirsi figli di Dio ed indossare la veste candida del battesimo.
Il Comitato Assistenza Malati Tigullio si riunisce per l'assemblea annuale. Nel bilancio oltre 66.000 euro per attrezzature e 100.000 per borse di studio. L'obiettivo è potenziare l'ospedale di Lavagna. Sabato 17 marzo Papa Francesco è a Pietrelcina per ripercorrere i luoghi e la vita di San Pio, apostolo del confessionale. Nella messa a San Giovanni Rotondo l'indicazione: la vita cristiana non è un mi piace, ma è un mi dono. Nel cammino verso la festa di San Giuseppe, l'Ufficio diocesano per la pastorale del lavoro propone un confronto sul tema giovani e lavoro. Nell'occasione viene presentata l'indagine condotta su un campione di 683 studenti, dalla quale emerge una realtà dinamica con idee e progetti spesso non supportati da mezzi adeguati. Nell'ex ospedale di Chiavari si inaugurano nuovi locali per la riabilitazione e la neuropsichiatria infantile, 600.000 euro di spesa per 1.200 metri quadrati di spazio. Il Pescatori di plastica è l'elaborato degli studenti del Luzzati che viene giudicato come il più efficace messaggio di tutela dell'ambiente nel concorso lanciato dalla Lega Navale di Chiavari. A Caviarenelle, nella chiesa di Gesù Risorto, si celebra la giornata diocesana dei giovani. Il tema è Incontra. Toccante e commovente il racconto dei genitori e della sorella di Marco Gallo. Negli scritti, lasciati dal giovane prematuramente scomparso, la testimonianza che la vita cristiana è un cammino di continua ricerca. Con la Domenica delle Palme, il 25 marzo, si apre la Settimana Santa. Il Papa esorta i giovani a gridare la gioia suscitata da Gesù in un mondo che cerca di anestetizzarli. Il vescovo Alberto Tanasini analizza il racconto della Passione secondo San Marco e interroga i credenti. La fede in Gesù è vera e autentica o si ferma ad un entusiasmo superficiale? Nella Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante tornano a suonare le campane. Ristrutturate le torri campanarie, i 5 bronzi vengono ricollocati con una gru. Nella chiesa del Divo Martino a Portofino si inaugura il restaurato a organo Marcello Ciurlo. Il concerto d'apertura propone un percorso sui luoghi della Passione di Cristo. Nabot lancia un progetto per l'inserimento lavorativo di persone in condizioni di disagio. Lo fa all'inizio del mese di aprile in un momento che si tiene al santuario di Montallegro. Il progetto prevede proprio il recupero di alcune zone boschive alle spalle del santuario mariano. Francesco Bruzzo viene nominato presidente della società economica chiavarese, subentra a Roberto Napolitano. Sempre nel mese di aprile viene inaugurato uno sportello di prossimità a Chiavari nei locali del nuovo Palazzo di Giustizia. Il mese di aprile si apre con le celebrazioni pasquali. Nel 2018 infatti il giorno di Pasqua cade proprio con il 1° aprile. Domenica 1° aprile è Pasqua. Papa Francesco, prima della recita del Regina Coeli, esorta a vivere la fraternità come dono pasquale. Su questa impronta deve formarsi lo stile cristiano. Vivere alla maniera di Gesù guidati dalla fede e dall'amore è l'invito formulato dal vescovo Tanasini in cattedrale. Cristo, dirà, è risorto affinché avessimo la vita nuova. Nella prima settimana di aprile prendono il via a Rapallo gli interventi di messa in sicurezza del torrente San Francesco, l'opera più imponente del dopoguerra. Alla Casa del Clero di Chiavari si spegne Don Attilio Musico, 97enne sacerdote diocesano, parroco di campagna, canonico della cattedrale, era legato al movimento di rinnovamento nello Spirito Santo. Durante i funerali il vescovo lo definirà un prete amico di Cristo, uomo misericordioso. A Sestri Levante viene inaugurato l'ultimo lotto del Parco Mandela. L'area verde, seconda per grandezza in Liguria, dà spazio allo sport con la pista di atletica, il ciclocross e il tiro con l'arco. In Vaticano viene presentata l'esortazione apostolica di Papa Francesco, Gaudete et exultate, non un trattato ma un invito a far risuonare nel mondo la chiamata a diventare santi. Mercoledì 11 aprile 9 pullman di pellegrini partono da Genova per contraccambiare la visita di Papa Francesco del 27 maggio 2017. Emozioni e ricordi nell'incontro con il Santo Padre. Francesco inaugura nell'occasione un nuovo ciclo di catechesi sul battesimo, poi saluta i fedeli provenienti dalla Liguria, invitandoli a ricordare la data del proprio battesimo. Grande gioia in diocesi per i 100 anni di Don Giuseppe Dall'Orso, festeggiati in cattedrale con una messa di ringraziamento. Leader determinato e umile, è stato parroco a Sestri Levante per 34 anni.
Una delegazione di diocesani parte da Rapallo, diretta in Siria. A guidarla Don Giuseppe Culoma e Don Stefano Curotto. Nonostante le forti tensioni, Aleppo risponde con i missili della carità. Tra le macerie, racconteranno i pellegrini, fioriscono tanti esempi di speranza. Ancora una ferita si apre nel territorio reso fragile dal tempo. Una frana di grandi dimensioni interessa la fabbrica IML di Casarza Ligure. Nessun ferito, ma l'azienda sarà costretta a fermarsi per qualche tempo per i danni all'impianto antincendio. Necessario il ricorso alla cassa integrazione. A Sestri Levante vengono assegnati gli Esculapio d'Oro dal Comitato Assistenza Malati Tigullio. Vincitori la pediatra Caterina Caffarena, il caposala Ivo Pattaro e per la prima volta il premio al cappellano Don Mario Cagna. Venerdì 20 aprile Papa Francesco in Puglia. Nel 25° anniversario della scomparsa di Don Tonino Bello, il Santo Padre visita il paese natale del sacerdote, Alessano e poi Molfetta. Prima domenica di Euroflora da tutto esaurito ai parchi di Genova, Nervi. 20.000 persone hanno visitato ieri la manifestazione floro-vivaistica allestita nella splendida cornice di Nervi. I servizi hanno funzionato bene nonostante il pienone e l'assalto ai treni e ai parcheggi. Anche noi l'abbiamo visitata, vediamo. 86.000 metri quadrati di superficie e 5 chilometri di percorsi che si snodano tra le ville storiche dei parchi di Nervi e il mare. Euroflora 2018 è un'invasione di scenografie, esposizioni e 500.000 fiori distribuiti tra prati, labirinti e allestimenti. Ci sono 4 scenografie dedicate ognuna agli elementi della natura e poi in più abbiamo il roseto, che anch'esso è una scenografia esistente, restaurata, bellissima, e la scenografia d'ingresso di Welcome. Il secondo ingrediente, chiamiamolo così, sono gli espositori. Poi abbiamo i musei, non da ultimo, sono importantissimi, ospitano un pezzo di Euroflora. Ieri giornata da tutto esaurito con 20.000 persone presenti, accorse in pullman e in treno. Nel complesso i servizi hanno funzionato bene. Fiorito, colorato, qualcosa di nuovo rispetto all'altra edizione. Dove arrivate? Provincia di Pisa. Da Reggio Emilia. Caspita, ha fatto tanti chilometri per Euroflora. Con un pullman pieno. Le dico che mi è piaciuto tutto e non mi chieda in particolare perché è tutto bello. Anche ben organizzato secondo lei? Organizzato, sì, veramente. Ottimo, posso dire da 1 a 10? 10. Ci piace, però ci piaceva più al chiuso, perché sì, sono più composizioni più grandi. Il settore florovivaistico in Italia conta 27.000 aziende e 100.000 addetti, una export che nel 2017 è aumentato del 10%. Dunque un settore che merita attenzione e che qui ai Parchi di Nervi è ben rappresentato anche con alcune presenze internazionali, dal Giappone a Taiwan, Francia, Spagna e Stati Uniti. Abbiamo avuto centinaia di giornalisti in arrivo da tutta Italia, alcuni anche dall'estero. Quindi anche qui uno strumento eccezionale sia di valorizzazione del florovivaismo sia di promozione del territorio, soprattutto fa conoscere le sue bellezze in Italia e nel mondo. L'Euroflora di Nervi è stata organizzata tra 1000 difficoltà e tempi ristretti, ma il successo premia gli espositori. E adesso comunque stiamo già pensando al futuro e speriamo che sia sicuramente roseo. Ecco, l'idea di portarla avanti su questo progetto che è sui parchi è il futuro. Rapallo piange Franco Tassi, storico diacono permanente. Per quasi 27 anni aveva svolto il suo ministero al servizio della comunità. Il Panathlon Club Chiavari Tigullio assegna i premi agli sportivi dell'anno per le doti atletiche, umane ed intellettuali. Un riconoscimento speciale viene assegnato a Don Andrea Buffoli, assistente spirituale della Virtus Entella. Negli ultimi giorni del mese scatta una gara di solidarietà che coinvolge tantissimi giovani e tutto il Tigullio. L'operazione Mato Grosso lancia la sfida: riempire un container da 250 quintali di alimenti per i poveri assistiti nelle missioni sulle Ande. In 4 giorni di raccolta l'obiettivo viene raggiunto ed il carico viene spedito in Perù. Nel mese di maggio si celebrano diversi anniversari, il 50° di fondazione del cammino neocatecumenale con un grande incontro che si tiene a Tor Vergata, il 201° anniversario della Polizia Penitenziaria con iniziative che riguardano anche la casa di detenzione di Chiavari dove vengono assegnati degli attestati di benemerenza agli agenti che vi operano all'interno. Rapallo ospita il 120° Consiglio Nazionale del Soroptimis con l'arrivo di molte presenze
che alloggeranno in diverse località del nostro territorio. Il Vescovo, in vista dell'estate, incontra gli animatori e dà loro il mandato per proseguire la loro attività nei campi scuola che si apriranno con l'inizio delle vacanze. Sempre in diocesi viene organizzato anche un convegno sulle nuove generazioni del Tigullio. Sono ben 2384 i giovani stranieri che vivono nel nostro territorio. Apriamo il mese di maggio con un progetto di solidarietà che si sta radicando sempre più sul territorio e che espande anche la propria sede operativa. Il progetto Buon Samaritano a Rapallo cambia sede. Al centro di Via Emiliani vengono allestiti spazi per consentire ai volontari di offrire un servizio in modo più funzionale. In tutto sono 150 le persone assistite dal centro, 11 quelle a domicilio, 28 gli esercizi commerciali coinvolti. Al Teatro Sociale di Camoglie viene festeggiato un compleanno storico. Eraldo Pizzo e Vio Marciani, due leggende della pallanuoto, spengono rispettivamente 80 e 90 candeline in una serata di festa e di amarcord. Giovedì 10 maggio il Papa è in visita a Nomadelfia e Loppiano. Nella cittadella fondata da Don Zeno Saltini, Francesco trova un clima familiare. È una realtà profetica, le parole del pontefice, che attua il Vangelo come forma di vita bella e buona. A Loppiano, cittadella del movimento dei focolari, il Papa sottolinea la natura aperta in uscita, senza periferie di questo luogo, un esempio per promuovere la cultura dell'incontro e la civiltà dell'alleanza. La parrocchia di San Giuseppe ai Piani di Ria Chiavari festeggia 60 anni dalla dedicazione della chiesa. La memoria va al 1 maggio 1958 e all'allora parroco Don Serafino Solari. Secondo tradizione, al santuario di Montallegro si celebra la giornata sacerdotale. Nell'occasione sono festeggiati 3 anniversari di ordinazione presbiterale, 25 anni per Don Stefano Traini e Don Paolo Gagliotti e 60 anni di ministero sacerdotale di Don Pino de Bernardis. Martedì 15 maggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita all'Istituto Gaslini di Genova. Qui incontra le famiglie nell'ospedale di giorno, poi i ragazzi della scuola e visita i nuovi locali dell'hospice pediatrico Il Guscio dei Bimbi. 3 opere del Maragliano tornano nella chiesa di San Michele di Pagana a Rapallo. Si tratta del Crocifisso dell'altare, la Madonna col Bambino e Sant'Orsola, riportate al loro antico splendore dopo il restauro durato un anno. I carabinieri smantellano una banda responsabile di diverse rapine in alcune banche del Tigullio, 8 gli arrestati, le indagini partite dal furto compiuto ai danni della Banca Carige di Chiavari. Il territorio perde uno degli operatori della nautica più conosciuti ed affermati. Si spegne Cesare San Germani, titolare dell'omonimo cantiere navale a Lavagna. Era stato il presidente del distretto della nautica. Nel giorno di Pentecoste il vescovo ordina sacerdote Don Paolo Nicora, 44enne, geologo originario di San Salvatore di Cogorno, esprime il desiderio di vivere una vita donata cercando l'amicizia con Gesù. Dopo anni di attesa, padre Enrico Mauri viene dichiarato venerabile. Il Papa dà mandato alla Congregazione per la Causa dei Santi di promulgare il decreto. Gioia e commozione all'Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante. Telepace compie 28 anni. Nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari viene celebrata la messa di ringraziamento alla presenza di amici, volontari e sostenitori. Nata il 23 maggio 1990, nonostante i profondi mutamenti tecnologici, l'emittente tiene fede alla sua missione al servizio della collettività. Cogorno celebra le origini tigulline di Papa Francesco. La famiglia Sivori dona una targa che ricorda la figura di Vincenzo Girolamo Sivori, bisnonno del pontefice emigrato nell'Ottocento in Argentina. Con un flash mob degli studenti dell'Istituto della Torre sul tema della Costituzione si apre a Chiavari il Festival della Parola, 4 giorni di spettacoli ed incontri che animano la città con oltre 16.000 presenze di visitatori. La solennità del Corpus Domini a Chiavari è presieduta dal vescovo Alberto Tanasini. La processione parte da Rupinaro e raggiunge il santuario di Nostra Signora dell'Olivo. Significativa la presenza di fedeli presenti al cammino che richiama quello compiuto da Maria in visita ad Elisabetta. Nella serata del 31 maggio ad Ascoli sfuma il sogno salvezza della Virtus Entella. Dopo 4 anni di Serie B, la squadra biancoceleste, pareggiando 0-0, retrocede in Lega Pro. Il presidente Gozzi scrive: «Cara Entella, ti riporteremo in alto».
Nel mese di giugno si spegne Bruno Minardi, il nonno che insegnava il dialetto genovese nelle scuole. A Genova si svolge il congresso nazionale del Serra Club International Italia, mentre a Gattona apre una sede distaccata del Radio Club Levante, il gruppo che mette insieme volontari di protezione civile. Il mese di giugno lo apriamo però partendo da Sestri Levante, dove come tradizione vuole si rinnova l'appuntamento con il Festival Andersen, un appuntamento che richiama sin dalla prima giornata, la giornata di apertura, moltissimi bambini lungo le vie del centro cittadino. Nella mattinata del 7 giugno 650 bambini delle scuole di Sestri Levante sfilano in città ed inaugurano la 21esima edizione del Festival Andersen. 4 giornate di eventi e spettacoli sul tema Memoria e Futuro. Il concorso letterario è vinto dalla fiaba Un amore infinito di Carla Rampini, racconto che celebra l'amore capace di superare anche le rigide regole della matematica. Il Festival Andersen è chiuso dal concerto del pianista Michael Niemann. Taglio del nastro a Chiavari per la nuova sede della Fondazione CIF, formazione in via Rivarola, a disposizione delle decine di ragazzi che seguono i corsi, spazi più ampi, luminosi ed accessibili. Domenica 10 giugno il Vescovo convoca una grande assemblea diocesana in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. La diocesi di Chiavari si rimette in cammino dopo la grande assemblea convocata ieri dal Vescovo diocesano in cattedrale a Chiavari. Un momento di grande festa ma anche di confronto che mette a frutto mesi di lavoro e intende dare un'impronta nuova alla pastorale diocesana. Durante l'incontro è stato distribuito l'opuscolo con quanto sintetizzato dal Vescovo Monsignor Tanasini, che sarà a disposizione dei fedeli anche nelle parrocchie e sul sito della diocesi di Chiavari. Sentiamo quali sono le principali linee che sono emerse in questo importante evento, il primo servizio del nostro giornale. Per una chiesa chiavarese che si rinnova nella gioia del Vangelo, le linee pastorali del Vescovo Alberto Tanasini si riassumono in questo titolo. Al termine del cammino sinodale, il pastore della diocesi si rivolge a tutti gli abitanti del territorio con un documento di 9 pagine suddiviso in 6 paragrafi, ciascuno dei quali contenente un riquadro per l'operatività e le conclusioni finali. Il momento è importante e abbiamo voluto che la nostra comunità diocesana se ne sentisse coinvolta, non fosse possibilmente soltanto ciò che interessa agli addetti ai lavori. Il testo fa la sintesi di un lavoro durato 2 anni che ha coinvolto in diocesi, almeno nella parte iniziale del cammino, circa 630 persone suddivise in 8 ambiti territoriali. Un lavoro dedicato a rispondere alla richiesta di Papa Francesco, che anche la nostra Chiesa si metta in gioco per un rinnovato annuncio del Vangelo. Ed è importante, fondamentale l'annuncio del Vangelo, come è importante scuoterci come comunità e come singoli fedeli per essere più adeguati a questo impegno. Monsignor Tanasini passa poi alla parte più concreta, sintetizzando in punti le linee guida, partendo dalla forza per l'annuncio efficace del Vangelo, la promozione di una maggiore comunione con le realtà del territorio, la formazione, la cura delle celebrazioni liturgiche, l'abitare nelle città degli uomini, soprattutto avendo cura delle solitudini e delle famiglie, infine la carità che non abbia finzioni e che non riduca le comunità ad agenzie assistenziali. Do appuntamento al convegno diocesano d'autunno per una prima verifica sulla recezione di queste linee programmate. Inoltre, nello stesso periodo inizierò la seconda visita pastorale della diocesi che sarà svolta per ambiti. Tutto questo consentirà di impegnarci insieme sull'attuazione delle linee guidate. Nella stessa data a Sestri Levante si vota per il rinnovo del Consiglio Comunale. La politica amministrativa, ieri si è votato a Sestri Levante per eleggere il sindaco. 4 i candidati in corsa, ad avere la meglio già al primo turno il primo cittadino uscente, Valentina Ghio. In forte calo l'affluenza rispetto al 2013, facciamo il punto in questo servizio a Sestri Levante.
Valentina Ghio sarà sindaco di Sestri Levante anche per i prossimi 5 anni. I cittadini della Bimare hanno scelto la continuità, eleggendo il primo cittadino uscente già al primo turno con il 52,21% dei voti. Il candidato del centrodestra, Giampaolo Benedetti, si è fermato al 38,37%, mentre Fabio Sturla, del Movimento 5 Stelle, ha raggiunto il 6,43% dei voti e riesce così ad entrare in Consiglio. Fuori, invece, dal parlamentino sestrese, Denise Baldi, candidata per la lista Potere al Popolo, ferma al 2,99%. In calo l'affluenza dei votanti rispetto a 5 anni fa. In questa tornata elettorale hanno votato il 59,41% degli aventi diritto contro il 76,10% del primo turno del 2013. Il sindaco, oltre al suo voto, potrà contare su quelli della maggioranza di 10 consiglieri. La lista Valentina Ghio sindaco è quella che ha ottenuto il maggior numero di voti in assoluto, con 3.570 preferenze raccolte. 8 i consiglieri comunali che saranno presenti in consiglio con questa lista. In ordine di preferenza, i più votati sono stati Lucia Pinasco, Pietro Gianelli, Mauro Battilana, Silvio Rezzano, Mara Foresta, Maria Elisa Bixio, Massimo Bixio e Daniela Peri. A completare il quadro dei 10 consiglieri di maggioranza, con buona probabilità Giorgio Calabrò, della lista Con Calabrò Sestri al centro, e Luca Ciotoli, della lista Viviamo Sestri. Saranno 6 invece i consiglieri che saranno all'opposizione. Oltre al candidato dei 5 Stelle Fabio Sturla, siederanno tra i banchi della minoranza il candidato sindaco Benedetti, 2 consiglieri della sua lista, Riprenditi Sestri, Marco Conti e Giancarlo Stagnaro, e 2 della Lega, con 1.400 voti raccolti, seconda forza politica in città, ovvero Albino Armanino e Paolo Smeraldi. Questa è stata, direi, una sorpresa, una felice sorpresa. Percepivo il consenso in città, percepivo di essere avanti nella competizione, ma non questo risultato così importante, così netto da subito, quindi è stata veramente una grande soddisfazione. Soddisfazione ma anche responsabilità, adesso si continua quello che si era lasciato in sospeso. Sicuramente credo che i cittadini abbiano in consiglio. Oggi forse è ancora prioritario per dirli, credo che tutto il tema della cura quotidiana con cui abbiamo connotato buona parte della campagna, cioè dopo le grandi trasformazioni di questo quinquennio, l'attenzione alla cura della città e alla cura delle persone, credo che sarà il primo aspetto che proveremo a declinare attraverso varie azioni, attraverso varie forme. Ha già sentito gli avversari, ha ricevuto i complimenti? Ho ricevuto la telefonata di Giampaolo Benedetti che mi ha fatto piacere, si è complimentato e ha, diciamo, preannunciato un'opposizione costruttiva che credo sia il modo migliore per governare e fare l'opposizione di una città. Squadra di governo, ci sono già i nomi in campo, che idea si è fatta? No, ancora no, direi che nei prossimi giorni farò proprio una riflessione su questo e poi darò i nomi. Ecco, sicuramente devo dire che c'è stato un grande successo della lista del sindaco e questo sarà un elemento importante. Qualche giorno di riposo adesso? Proprio totale riposo no, però qualche giorno un po' più lento, questo sì. Il basket giovanile di scena al Villaggio del Ragazzo. 6 squadre under 13 si sfidano nel 16° torneo Romano Renzi, 12° trofeo Don Nando Negri, vinto dall'Olimpia Pesaro. Domenica 17 giugno Don Stefano Libini è accolto come nuovo parroco nelle comunità di Santa Maria del Ponte a Lavagna e San Lorenzo a Cogorno. Vi chiedo di lasciarmi entrare, l'esortazione espressa con umiltà dal sacerdote, chiedendo ai parrocchiani collaborazione. Portofino ritrova il sentiero per il Castello Brown. La passeggiata che sale dalla cappella viene ripristinata e messa in sicurezza dopo la tempesta di vento che nel 2016 aveva colpito il borgo. Circa 1000 podisti invadono Chiavari per la 4ª edizione della mezza maratona, confermato il successo degli anni precedenti, primo posto per Callo Pogliani che dedica la vittoria alla madre scomparsa. Avis e Fidas festeggiano insieme 60 anni al servizio della collettività, il lieto traguardo celebrato in centro a Chiavari con un appello comune rivolto ai giovani: donate sangue. La cattedrale di Nostra Signora dell'Orto riscopre i tesori del Maragliano. 2 gruppi scultorei sono stati restaurati, uno ricollocato in chiesa, il secondo allestito in un laboratorio aperto alle visite per seguire le fasi di restauro. Giovedì 21 giugno il Papa in Svizzera. A Ginevra presiede la preghiera ecumenica. L'ecumenismo è un'impresa in perdita, dirà, ma vuole dire camminare secondo lo spirito. Durante il viaggio di rientro l'invito ad accogliere i migranti con la virtù della prudenza.
Il sacerdote novello Don Paolo Nicora diventa amministratore parrocchiale delle comunità dell'Alta Val Graveglia. I fedeli lo accolgono con la messa presieduta dal vescovo nella chiesa di Zerli. Vengo disarmato e impreparato, le parole del sacerdote con stile semplice ed aperto. Nella solennità dei santi Pietro e Paolo il Papa benedice i pali di 14 nuovi cardinali creati nel concistoro del giorno precedente. Gloria e croce in Gesù vanno insieme e non si possono separare, l'esortazione di Francesco. Il mese di luglio si apre con una notizia che riguarda il mondo dello sport, il calcio, con la Virtus Entella che ufficializza il nome del mister che guiderà la squadra nel campionato di Lega Pro, Roberto Boscaglia. Sempre in ambito sportivo, a Gatorna, a Ferrada, si rinnova l'appuntamento con Fontanabuona Senza Frontiere, una competizione che viene vinta dalla compagine di Sori. In diocesi si festeggiano i 135 anni di fondazione della Società Operaia Cattolica Nostra Signora dell'Orto e a fine mese scoppia il grande caldo con giornate da bollino rosso, ma il mese si apre tradizionalmente con i festeggiamenti patronali a Chiavari e a Rapallo. Le feste patronali in onore di Maria sono occasione per affidare alla Madonna i frutti del lavoro sinodale e le linee guida emerse dall'Assemblea diocesana. Lo rammenta il Vescovo che nella giornata del 2 luglio presiede il rito di intronizzazione della venerata immagine di Nostra Signora di Montallegro sulla casta processionale a Rapallo e il pontificale nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Al santuario di Montallegro la messa è presieduta da Monsignor Guido Marini, cerimoniere del Papa. Nella giornata del 3 luglio invece il cardinale Angelo Bagnasco a presiedere la celebrazione nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, che proprio nel 2018 celebra i 900 anni di dedicazione. In serata le processioni mariane nelle due città, a Chiavari guidata dal vescovo di Savona Noli Monsignor Gero Marino, che richiamando l'esempio di Maria esorta ad avere il coraggio di uscire dalla pigrizia e dalle abitudini stanche. In occasione del 12° anniversario dell'addio a Don Nando viene presentato il libro Olga e Gigetto Negri, testimonianze sui fratelli del sacerdote, raccolte da Pierluigi Pezzi e Francesco Baratta. Secondo tradizione viene assegnato anche il premio Bontà. I vincitori sono gli alunni della classe terza F della scuola media di San Domenico di Cesena. Riconoscimenti anche ai medici Pierluigi Bruschettini e Giorgio Dini. Un nuovo parcheggio viene inaugurato nella frazione di San Pietro di Frascati a Castiglione Chiavaresi. I posti autorealizzati completano la riqualificazione del centro storico del borgo. Sabato 7 luglio Papa Francesco è a Bari, un evento storico per la città di San Nicola venerato dai cattolici e dagli ortodossi. Qui Papa Bergoglio riunisce 22 capi delle chiese cattoliche per pregare per la pace in Medio Oriente. Restiamo uniti, il messaggio del Papa, per invocare dal Signore del cielo quella pace che i potenti in terra non sono ancora riusciti a trovare. A Rapallo si svolge la 19ª edizione di Tigulli Expo. Nell'ambito della manifestazione fieristica viene assegnato il premio Bontà Madre Speranza a Leonilda Cussotto e Antonio Vantaggiato, con la motivazione vite spese per gli altri. Cambiamo tema, ha riaperto ufficialmente questa mattina la piscina estiva comunale di Cicania. Per i prossimi mesi la gestione è stata affidata alla società sportiva Lavagna 90. In queste settimane il Comune ha eseguito tutti i lavori necessari per poter consentire la partenza delle nuove attività. L'intervista. Attesa da tante persone in Val Fontanabuona è arrivata l'apertura della piscina estiva comunale di Cicania. Il servizio riparte da oggi per 3 mesi. La curatela, che segue il fallimento della precedente gestione, attraverso una deroga ha eseguito una gara ad evidenza pubblica per affidare l'impianto durante l'estate. Abbiamo fatto una gara che sarà aggiudicata all'associazione sportiva Lavagna 90, che già gestisce impianti analoghi come ad esempio la piscina di Lavagna, quindi sono una società blasonata e attrezzata, quindi domani riparte il nostro impianto. La gestione comprende il palagym, la piscina estiva e gli impianti di Parco Cavagnari. Numerose le attività che potranno essere richieste. Le attività in programma sono ovviamente la balneazione, ma ci saranno corsi di nuoto per piccoli, quindi per bambini e adulti, corsi di acquagym, sport in acqua, e quindi da domani saranno consultabili sul sito di Lavagna 90 e sul sito del Comune. Numerose le richieste pervenute all'amministrazione da parte di persone desiderose di rivedere aperta la piscina. Il Comune ha investito risorse in questi giorni per rendere l'impianto fruibile, eseguiti tutti i lavori necessari per l'avvio delle nuove attività. Fin quando sarà aperta? Allora, l'orario di apertura sarà 9:30 di mattina fino alle 19 di sera, ci saranno previste anche aperture serali con serate a tema,
ma questo poi sarà consultabile sul sito sia di Lavagna 90 che sul sito del Comune. E la chiusura è prevista per il 15 settembre, però abbiamo anche chiesto una deroga al fallimento per eventualmente posticipare la chiusura se la stagione ce la permetterà. A breve sarà avviato un bando anche per l'affidamento della gestione della palestra. Cicagna crede nello sport come elemento di svago e di socializzazione. È un'alternativa al mare, ma anche un momento di socializzazione dove i nostri ragazzi, i nostri bambini possono venire qua in gruppo e fare diciamo, comunità, e quindi è un impianto che ha una sua valenza sociale importante. Sempre a Cicagna si svolge la festa di fine anno per il doposcuola. I bambini di diverse nazionalità nel corso dei mesi hanno potuto imparare anche l'arte dei burattini in un esempio concreto di integrazione e divertimento. Cambiamo tema, andiamo a Rapallo. Il debutto è stato sopra le aspettative. I primi 3 giorni della mongolfiera stanno facendo registrare prenotazioni da tutta la regione. Il viaggio inaugurale è stato riservato alle autorità. Il sindaco poi ha annunciato un'altra importante novità volta a valorizzare il santuario di Montallegro. Le interviste. A Rapallo è la prima volta che viene portata la mongolfiera. A Rapallo è la prima volta ed è bellissimo, c'è un bellissimo panorama dall'alto, si vede il mare, bella, proprio bella città, sì sì. Quanto è grande la mongolfiera? Questa è una mongolfiera a misura media, sono 3.000 metri cubi di aria calda e porta 4 persone più il pilota, quindi 5 in totale. Quanto tempo ci vuole per la preparazione, per farla partire? Ma per la preparazione col mio super team una mezz'oretta ed è pronta al decollo. In assoluto la mia prima volta in mongolfiera, però è una bellissima idea che rende bene di quanto sia vivace la nostra Liguria, una Liguria dove si può venire in vacanza, andare al mare e anche salire su una mongolfiera, che non è esattamente una cosa usuale. Sento anche dei rumori preoccupanti alle mie spalle, mi auguro che ne risponde Carlo Bagnasco, quindi mi auguro che sia tutto in ordine. Sono abbastanza preoccupato perché non capisco bene, non me ne intendo tanto e vedo oscillare in maniera abbastanza evidente, non vorrei mai che... in tasca? C'ho tutto, sì, sempre, sì, cornetti e santini, c'ho tutto, sacro e profano, tutte e due. Occhio alle corde! Meglio? La terra è a te! Posso garantire che l'impressione di librarsi senza rumore in cielo e sentire l'aria oscillare intorno a te è un'emozione importante da provare. Sono state le prenotazioni, sono andate fortissimo, tanto è vero che adesso con la dottoressa stavamo pensando appunto di ampliare il periodo naturalmente e i giorni, perché le richieste sono state dalla Liguria e anche da Rapallo, ma anche da fuori Rapallo. Ma le sorprese non finiscono qui. Un'altra scommessa importante sarà, magari poi la faremo insieme, quella di il 25 notte di riuscire a illuminare in maniera definitiva la funivia. Ricordo che Rapallo ha l'unica funivia in tutta la Liguria e sarà una delle poche in Italia illuminata anche di notte. E avete in programma già altre mete, altre destinazioni, città? E oggi siamo tornati appena da Firenze, però comunque poi ritorniamo, abbiamo dei voli nelle Alpi e poi ritorniamo qui sempre a Rapallo per il prossimo appuntamento. Volare, oh, cantare, oh. Sempre nel mese di luglio viene attivata la salita al santuario di Montallegro in funivia anche in notturna. La prima occasione ufficiale è per la conferenza del critico d'arte Vittorio Sgarbi. Sul fronte sportivo, l'Armo di San Michele di Pagana si aggiudica al fotofinish l'edizione 2018 del Palio Remiero del Tigullio. Nell'occasione si svolge la rievocazione storica dell'evento che incorona il gruppo di Sestri Levante. La comunità di Sant'Anna Rapallo festeggia i 50 anni dall'istituzione della parrocchia. Nell'occasione è presente il cardinale Angelo Bagnasco, che presiede l'Eucaristia e inaugura una mostra storica. A Chiavari, in via Jacopo Rocca, si apre lo sportello Un posto nel mondo, sostenuto dalla diocesi. L'obiettivo è quello di fornire un aiuto concreto a chi cerca lavoro. Nel bosco di Giaia, a Loco di Rovegno, si inaugura la 10ª edizione di Expo dell'Alta Valtrebbia, una rassegna di 3 giorni sulle peculiarità locali e le aziende del territorio che resistono nonostante le difficoltà. A fine mese, dopo un susseguirsi di perturbazioni ed allerta, scoppia l'estate, giornate da bollino rosso per caldo e traffico. La Guardia Costiera monitora costantemente il traffico nautico e stila una serie di regole per un mare sicuro.
Nel mese di agosto scompare a Milano Pippo Solario, un storico sindaco per il comune di Levi amministrato negli anni 70. Un lutto improvviso colpisce anche l'istituto Giannina Gaslini di Genova con la morte di Giorgio Dini, ex primario del reparto di emato-oncologia al Gaslini. Prosegue l'ondata di caldo che sta caratterizzando queste giornate estive. Verso fine mese Franco Canepa, dopo 13 anni, lascia la guida della Stella Polare SPA, una società che passa nelle mani di Davide Bernardello. Il mese di agosto del 2018 sarà ricordato per l'evento drammatico che si consumerà proprio alla vigilia di Ferragosto, il crollo del ponte Morandi a Genova. Il mese di agosto inizia con i giovani che da 1000 strade si mettono in cammino per raggiungere Roma e rispondere all'invito di Papa Francesco. Nel Levante Ligure sono 140 i ragazzi dai 15 ai 25 anni che condividono l'esperienza. Prima tappa Montallegro. Poi la cattedrale di Chiavari, dove il vescovo ausiliare di Genova, Monsignor Niccolò Anselmi, presiede l'Eucaristia. La sosta successiva è a Sestri Levante, dove i giovani prendono parte alla messa celebrata dal vescovo Alberto Tanasini e rimangono per una notte. Il cammino prosegue nello Spezzino, a Bonassola, Levanto, Ortonovo, Sarzana. Nei luoghi della carità alla Spezia, l'incontro con le realtà di servizio ai poveri del territorio, prima del trasferimento a Roma. Sono oltre 40.000 i giovani di tutta Italia che si riuniscono al Circo Massimo. Qui un primo scambio di pensieri e domande con Papa Francesco in un clima familiare ed affettuoso. Oggi vi esorto ad essere protagonisti nel bene, il saluto conclusivo di Francesco in piazza San Pietro. Ognuno, spiegherà il Papa, è colpevole del bene che poteva fare e non ha fatto. In diocesi la comunità parrocchiale di Orero vive un momento di particolare importanza per il paese. 2 gemelli, Filippo e Nicola, vengono battezzati nella chiesa di Sant'Ambrogio, un segno di speranza in una località alle prese col dramma dello spopolamento. I genitori Ambra e Roberto hanno deciso di valorizzare famiglia e tradizione. In occasione della festa patronale di San Lorenzo, nella frazione di Conscenti a Ne viene inaugurato il nuovo piazzale della Cappellina, realizzato grazie alle offerte dei fedeli. Alle 11.36 del 14 agosto si apre una ferita improvvisa e inaspettata che lacera la vita di Genova e della Liguria. Un tratto di 200 metri di carreggiata del viadotto sulla A10 crolla nel greto del Polcevera. Le immagini della nostra copertina parlano da sole. Genova è stata colpita da una tragedia questa mattina, sono pochi minuti prima di mezzogiorno, quando per cause che saranno sotto inchiesta il ponte, il viadotto che collega le 2 sponde della Valle Polcevera e collega le autostrade A12 e A7 con la A10 è crollato per una lunghezza di oltre un centinaio di metri. È collassata completamente la struttura, il bilancio delle vittime aggiornato al momento parla di 35 persone rimaste decedute sotto il crollo, a causa del crollo sotto le macerie del ponte Morandi. La macchina dei soccorsi, le ricerche dei superstiti non si sono ancora interrotte, si stanno portando avanti proprio da pochi minuti dopo il crollo, quando sull'area stava imperversando un violento acquazzone, e si andranno avanti per tutta la notte. Ci sono anche dei feriti, delle persone che sono state tratte in salvo sotto le macerie, si parla al momento di una quindicina di ferite, 5 di loro sono gravi. Una situazione che sicuramente sarà al vaglio della magistratura per capire le cause che hanno portato al collassamento della struttura inaugurata intorno agli anni 60. Sul posto ci colleghiamo in diretta con Maurizio Garrefa, si trova a pochi metri dalle macerie del ponte crollato, si attende da minuti l'arrivo del Premier Conte per fare visita ai luoghi. La linea a Genova e dalla Val Polcevera Maurizio Garrefa.
Andrea, buonasera, ci troviamo proprio sotto il luogo della tragedia, vedete alle mie spalle il viadotto della 10 nel punto in cui è crollato, vedete proprio il moncone di autostrada che è rimasto in piedi e qui sotto alle mie spalle nel Polcevera un pezzo di carreggiata che è finito nel fiume, ci sono 2 camion rovesciati e ancora nel letto del fiume come vedete le forze dell'ordine, i vigili del fuoco che stanno lavorando ancora per cercare persone disperse o eventuali feriti. In particolar modo soprattutto qui da questa parte della strada dove noi ci troviamo c'era il pilone centrale del ponte che è crollato sopra un capannone, dicono le forze dell'ordine, tuttavia resta ancora da capire se lungo questa strada stavano passando delle vetture, delle automobili, delle persone ed è per questo che i vigili del fuoco e le forze dell'ordine stanno ancora scavando per cercare di capire se ci sono dei sopravvissuti, dei feriti prima di poter intervenire con le ruspe e rimuovere dunque le macerie. Come vedete qui attorno ci sono i mezzi di soccorso, c'è l'elicottero dei vigili del fuoco proprio nel greto del Polcevera e qui di fianco a noi i mezzi di vigili del fuoco di Croce Rossa, anche le unità cinofile che stanno intervenendo. È arrivato da pochi minuti il Premier Conti, accompagnato anche dal Presidente della Regione, dall'assessore regionale Gianpedrone, dal Sindaco Bucci e quindi rimaniamo in attesa di capire come si evolve la situazione. Nel frattempo Andrea ti restituisco la linea. Grazie Maurizio, tienici aggiornati, ovviamente ci collegheremo ancora con Genova per capire l'evolversi della situazione. Come dicevi tu, l'arrivo del Premier Conte è atterrato poco fa all'aeroporto di Genova e è stato accompagnato proprio sul luogo della tragedia. Vediamo proprio le immagini che ci sono arrivate pochi istanti fa da Genova e appunto il Premier cercherà di valutare la situazione, il percorso che adesso andrà intrapreso anche dal punto di vista della logistica, dei trasporti. Quello crollato è sicuramente un nodo centrale, un nodo viario centrale della nostra regione, ma sicuramente anche di tutto il nord Italia. Le ricerche, come diceva Maurizio, proseguono anche con l'ausilio di diverse unità cinofile, quasi 1 migliaio i soccorritori che stanno operando sulla zona, nella zona del crollo del ponte. Poco fa sempre Maurizio Garrefa ha intervistato il responsabile dei Vigili del Fuoco che ci racconta appunto come si stanno portando avanti le operazioni di soccorso. Com'è la gestione dell'emergenza sul luogo della tragedia? Attualmente abbiamo 240 vigili del fuoco che stanno lavorando nelle 3 aree operative di ricerca sotto macerie. Sono squadre USAR, USAR significa Urban Search and Rescue, sono delle tecniche standardizzate a livello internazionale per la ricerca sotto macerie. Sono le nostre squadre specialistiche che lavorano in questo senso. E le ricerche andranno avanti 24 ore su 24, ci stiamo attrezzando per la notte. E le aree le potete vedere sullo sfondo nelle quali stiamo lavorando. Tante le forze in campo, come diceva, tanti aiuti che sono arrivati anche da fuori regione, appunto come nel vostro caso. Sì, delle nostre forze metà sono liguri e metà vengono dalle regioni limitrofe tramite dei meccanismi di attivazione ormai collaudatissimi nel seno del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Si diceva vi state attivando per la notte, quindi c'è il timore purtroppo di andare avanti ancora a scavare sotto le macerie. Noi andremo avanti fino alla fine dell'intervento, 24 ore su 24 senza fermarci. Dopo ore ininterrotte di ricerche, i soccorritori ritroveranno i corpi di tutte e 43 le vittime del tragico crollo. Oltre 500 gli sfollati per i quali saranno trovate dimore provvisorie in attesa di una soluzione alternativa. Unanime il sentimento di cordoglio e di solidarietà da tutta Italia. È l'ora della grande vicinanza. Le parole del cardinale Angelo Bagnasco ai solenni funerali di Stato presieduti nei padiglioni della Fiera del Mare a Genova, presenti le più alte cariche dello Stato. Genova non si arrende, il monito conclusivo, affidando a Maria il dolore dei familiari. Tra le innumerevoli iniziative di solidarietà, tanti segnali anche dal Tigullio. Nella serata del 24 agosto allo Stadio Comunale di Chiavari va in scena la Partita del Cuore, il cui ricavato, oltre 20.000 euro, viene devoluto in parte all'ANFAS e in parte alle famiglie colpite dal crollo del ponte Morandi. Nella chiesa dei frati Cappuccini di Chiavari viene consacrato sacerdote padre Gianmarco Bollo, religioso originario di Moneglia, che aveva emesso la professione perpetua nel 2014.
Sabato 25 agosto Papa Francesco sbarca a Dublino per il 9° incontro mondiale delle famiglie. Il matrimonio è un rischio, ma ne vale la pena. Le prime parole del pontefice agli oltre 35.000 partecipanti. Il Papa si sofferma sul tema degli abusi nella Chiesa irlandese. Alle famiglie affida il mandato di essere fonte di incoraggiamento per gli altri. Il prossimo incontro sarà a Roma nel 2021. Negli ultimi giorni del mese i ragazzi che hanno ricevuto la cresima in diocesi si recano in pellegrinaggio a Roma accompagnati dal vescovo. Giornate intense e ricche di ricordi in cui i cresimandi hanno l'opportunità di approfondire i temi della fede rinnovando la loro professione. 4 i giovani che salutano personalmente il Papa. Dopo 4 anni alla guida della compagnia Carabinieri di Chiavari, il maggiore Michele Lastella lascia il testimone e si appresta ad assumere un altro incarico altrove. Il bilancio è positivo, calo dei furti e delle truffe ad anziani. Organizzata in tempo da record, apre i battenti a Calvari la 34esima edizione di Expo Fontanabuona Tigullio. L'edizione 2018 fa da spartiacque tra la tradizione del passato e un futuro di rinnovamento. Nel mese di settembre Fabrizia Triolo entra nella commissione prefettizia che guida il comune di Lavagna, subentra Paolo Dattiglio. La scuola chiavarese del fumetto viene festeggiata per i suoi 30 anni di attività, mentre la diocesi ricorda il 20° anniversario dalla storica visita pastorale di San Giovanni Paolo II in città. Rapallo ricorda Franco Orio, lo fa con un memorial in cui si abbina sport alla solidarietà. A fine mese viene inaugurato il giardino della biblioteca della Società Economica di Chiavari che viene intitolato a Renato Mario Gozzi. Il mese di settembre è il mese in cui si ritorna tra i banchi e Gattorna si prepara proprio al ritorno degli studenti a scuola. A tempo di record il comune di Moconesi completa le 6 aule della scuola primaria di Gattorna. Con un investimento da 50.000 euro vengono ultimati i lavori che fronteggiano alla chiusura forzata del plesso scolastico di Ferrada. La piccola comunità di Bargona Casarza Ligure festeggia i 200 anni dalla nascita del Santo Agostino Roscelli, originario della località. Un esempio, spiegherà il vescovo Alberto Tanasini, di semplicità umile e carità evangelica. In festa le suore Immacolatine. Nell'occasione viene posta una targa a ricordo di Don Giancarlo Raffaelli, fondatore dell'Osservatorio Agrario Meteorologico. La mattina del 3 settembre parte il pellegrinaggio diocesano a Lourdes organizzato da Unitalsi in occasione del 160° anniversario dalle apparizioni. I pellegrini saranno raggiunti dal vescovo il giorno successivo. Monsignor Tanasini celebra la messa davanti alla grotta di Massabielle, qui affida a Maria le linee pastorali della chiesa chiavarese. All'Esplanade si rinnova la suggestiva processione flambeau nel segno della condivisione e fraternità tra ammalati e volontari. A Casarza Ligure si apre l'avvertenza sull'azienda Astore. La proprietà intende chiudere il plesso casarzese chiedendo ai 45 dipendenti di trasferirsi nello stabilimento di Casella. Intensa l'attività di lavoratori, amministratori e sindacati per cercare di dissuadere i vertici aziendali dall'intento e mantenere la ditta sul territorio. Tuttavia le trattative non sortiranno il risultato sperato. A fine anno molti dipendenti si licenzieranno, altri invece accetteranno il trasferimento. A Chiavari nasce una nuova squadra femminile di calcio. Le ragazze indosseranno i colori del Rupinaro Sport e parteciperanno al campionato d'eccellenza guidate da mister Elio Ghilino. Sono rientrati a Chiavari dopo lo storico traguardo raggiunto a Nottingham gli atleti chiavaresi protagonisti della vittoria in Champions League. La squadra allenata da Luca Bellini, che per un soffio aveva mancato lo scudetto, si è rifatta in Europa vincendo tutte le gare e battendo in finale il Liverpool per 3-2. La rete della vittoria nell'ultimo minuto di gioco porta proprio la firma dell'allenatore capitano della squadra che abbiamo intervistato. Che cosa hai pensato quando mancavano pochi secondi al fischio finale, un pareggio che non vi aspettavate e hai visto la porta vuota? Niente, di tirare è un tiro che avrò fatto 1 miliardo di volte in allenamento, quindi ero abbastanza tranquillo di metterlo dentro. Ci speravi, ci sei riuscito. Questo ha significato per voi la conquista di un obiettivo che mancava da un po'?
Sì, esatto, no, soprattutto quello ovviamente era il momento. La Coppa Campioni era un torneo a cui ambivamo da anni, ci siamo sempre girati intorno e ci siamo sempre andati vicino. Purtroppo non eravamo mai riusciti a portarla a Chiavari, adesso ce l'abbiamo fatta, quindi siamo contentissimi. Com'è stato il cammino in queste fasi finali? Ma il cammino è stato netto, abbiamo incontrato squadre assolutamente di livello. L'anno scorso lo scudetto, quest'anno è mancato poco anche per la doppietta, si continua a lavorare, ad allenarsi per raggiungere questo che rimane l'obiettivo finale per una squadra che ha vinto tanto. Sì, sicuramente, quest'anno abbiamo vinto la Coppa Italia, purtroppo abbiamo perso la finale scudetto solamente al secondo tempo supplementare di Golden Goal, però siamo riusciti appunto a portare a casa questo traguardo che mancava. Ora sicuramente prenderemo un po' di pausa e poi inizieremo a lavorare per la prossima stagione. Esiste anche un sogno che riguarda tutto il territorio? Sì, assolutamente, adesso riposo meritato e dopodiché cercheremo di lavorare anche su quello, trovare un campo in casa dove si possa giocare, dove possa venire il nostro pubblico a vederci è una cosa che manca ormai secondo me da troppi anni, quindi vedremo di lavorare con l'amministrazione, con chi di dovere per riuscire a trovare una soluzione intelligente. Una svolta significativa per la sanità locale a metà mese. A Lavagna viene finalmente inaugurata la palazzina destinata ai pazienti psichiatrici. L'apertura della struttura consentirà di avviare il trasferimento dei malati e progettare l'ampliamento del pronto soccorso. Alle 11.36 del 14 settembre Genova e tutta la Liguria si fermano in silenzio per commemorare le 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Nella facoltà di ingegneria all'Università di Genova viene scoperta una targa in ricordo di Henry Diaz Henao, studente di Uscio morto nel crollo. Struggente il ricordo delle vittime in piazza De Ferrari. Nella messa in cattedrale il cardinale Angelo Bagnasco esorta i presenti a non abituarsi alla lacerazione. Prosegue intanto la mobilitazione anche del mondo dello sport a sostegno dei familiari delle vittime degli sfollati. Alla Spezia si disputa un amichevole di lusso tra due società di Serie A di basket, Sassari e Pesaro, una giornata di festa dello sport e della solidarietà. Il Papa in visita a Palermo in occasione del 25° anniversario dall'uccisione di Don Pino Puglisi. Una folla lo accoglie in piazza Armerina. Durante la messa Francesco rivolge un monito ai presenti. Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Nella serata del 17 settembre la Virtus Entella debutta con una vittoria sul Gozzano nel campionato di Lega Pro. Dopo la partita uno stop forzoso di 2 mesi in attesa della pronuncia definitiva sulla richiesta della società biancoceleste di riammissione in Serie B. Un lungo contenzioso con diverse sentenze contraddittorie sino alla pronuncia definitiva che, pur dando ragione alla Virtus Entella, non darà corso alla riammissione poiché il campionato è già in fase avanzata. Papa Francesco è nuovamente in viaggio per visitare Lituania, Lettonia e Estonia a 25 anni dalla visita di San Giovanni Paolo II, un'occasione anche per rendere omaggio a quanti hanno sofferto a causa della fede. In Lituania il pontefice invita a costruire ponti e non muri. In Estonia si rivolge ai giovani chiedendo loro di essere protagonisti di una comunità trasparente. Infine in Lettonia, ultima tappa, è l'invito ad essere un popolo in uscita. A Chiavari prende il possesso della caserma dei Carabinieri il nuovo comandante maggiore Angelo Gerardi. Dopo 10 anni di attività investigativa torna ad indossare la divisa puntando al contatto con la gente e alla prevenzione. In diocesi Sor Maura Bussoli dell'Istituto delle Suore Benedettine di Rapallo festeggia 70 anni di professione. Originaria di Crema, voleva sposare un industriale, poi l'ha chiamata a soli 16 anni. La comunità di San Giovanni Battista a Chiavari abbraccia 2 sacerdoti nel segno della fraternità. Don Enrico Bacigalupo, dopo 28 anni, lascia la guida della parrocchia a Don Paolo Bacigalupo. Sogna una chiesa che possa accogliere tutti, il desiderio del neoparroco. La chiesa di Chiavari si riunisce in convegno al villaggio del ragazzo di San Salvatore. L'invito è a modellare la propria vita sul tornio del Vangelo. Relatore Don Luca Mazzinghi che propone una riflessione sul Vangelo di Luca. Siamo così
così giunti al mese di ottobre. A Chiavari viene rinnovato il servizio del guardaroba cittadino che riapre al pubblico. Sul fronte sportivo una fugace apparizione di Antonio Cassano durante la seduta di allenamento della Virtus Entella suscita l'entusiasmo dei tifosi blucerchiati. Si tratterà però proprio di un'apparizione fugace, in quanto il calciatore pochi giorni dopo darà l'addio al calcio giocato. A Carasco viene inaugurato il punto dislessia, mentre il faro di Portofino, che nel 2018 ha ritrovato il suo guardiano, sarà aperto al pubblico durante le giornate FAI dell'ambiente. Un carro cisterna che trasportava cloroformio deraglia poco dopo la stazione di Rapallo, un fatto che suscita allarme, anche se fortunatamente non ci saranno feriti. Gli altri eventi dell'ottobre 2018 nel riepilogo. Con la nascita della nuova provincia italiana, Madre Caterina Podestà a Chiavari riprende da dove era partito il cammino delle suore figlie di Maria Santissima dell'Orto, popolarmente conosciute come suore Giannelline. Il percorso non si è mai interrotto, ma ora l'ordine religioso sta vivendo un momento di profondo rinnovamento e rivitalizzazione. Domenica scorsa, nei locali dell'istituto in Corso Colombo a Chiavari, il passaggio storico. Sentiamo. Erigo la provincia Madre Caterina Podestà, Chiavari, 30 settembre 2018. Una data storica che si affianca a quella del 3 aprile 1837, posa della prima pietra della casa madre delle figlie di Maria Santissima dell'Orto in Corso Colombo a Chiavari. Dopo 181 anni le suore Giannelline tornano da dove sono partite. Nostra missione, anche siamo sorelle di diverse lingue, di diverse nazionalità, hay una cosa in comune tra noi, la vivenza di un carisma di carità evangelica vigilante e la nostra vocazione che è un dono di Dio e la vivenza di questo carisma giannelliano, soprattutto di portare avanti l'aiuto della persona più bisognosa, del povero. La nuova madre provinciale sarà Suor Giovanna Petronio, chiamata a guidare la congregazione delle religiose in questo momento di passaggio e unificazione tra le due province di Genova e Roma. Unificare le due province sempre con l'intento di ascoltarci, di vivere il più possibile all'unisono, in modo che insomma diamo testimonianza proprio di unità nella Chiesa e nell'Istituto. Momenti di commozione e gioia per le suore Giannelline chiavarese che in tutti questi anni hanno continuato ad operare in quella casa fondata dal Sant'Antonio Maria Gianelli. È una gioia grandissima, profonda, perché io vivo qui pensando a quando le mie consorelle sono partite di qui e come il santo fondatore da qui ci ha creato, dalla Madonna dell'Orto, figlia di Maria, e in questa casa ha messo lui la prima pietra, no? E qui è il centro vitale dell'istituto. Il vescovo durante la celebrazione dell'Eucaristia ha richiamato l'impronta materna che ogni religiosa porta con sé, una disponibilità che libera da ogni prospettiva di chiusura. Per le suore Giannelline in tutto il mondo il cammino prosegue, affidata al coraggio che il santo fondatore ha saputo imprimere loro. Lui sempre animò a ogni sorella, la prima e oggi, con il suo pensiero, a avere questo coraggio e questa fiducia in Dio e nella Madonna. La giornata ecumenica di preghiera per il creato viene celebrata a Sestri Levante, nella suggestiva Baia del Silenzio, momenti di preghiera e di riflessione. La testimonianza è quella del docente universitario Giorgio Bavestrello, per il quale l'ambiente non è una risorsa illimitata, bisogna capire entro quali limiti possiamo sfruttarlo. Papa Francesco apre il sinodo dei vescovi sui giovani. I lavori si protrarranno per l'intero mese di ottobre, coinvolgendo 267 padri sinodali, 23 esperti e 49 uditori, tra cui 34 ragazzi. L'invito del Papa ai padri sinodali è quello di ravvivare la propria passione per Gesù e contagiare i giovani rendendoli capaci di profezia. Le giornate di lavoro sono intense e proficue. Viene ribadita la centralità del ruolo educante della Chiesa. Durante la cerimonia di chiusura in San Pietro il Papa dirà: Dio è giovane ed ama i giovani. L'invito è quello a farsi prossimi e ad essere testimoni di Gesù.
Il Parco dell'Aveto è inserito come sito pilota nel programma europeo Smart Destination. L'obiettivo è valorizzare la proposta turistica dell'entroterra con alcuni luoghi simbolo, tra questi l'abbazia di Borzone, per la quale vengono destinati 12.000 euro per interventi di restauro. Nella canonica di Campeglia Castiglione Chiavaresi vengono realizzati 2 alloggi che ospiteranno persone in difficoltà del territorio. L'opera è un segno di apertura e generosità, sottolinea il vescovo diocesano durante la cerimonia di inaugurazione. Chiavari ospita la 6ª tappa del Giro d'Italia in handbike, la competizione dedicata alla memoria di Don Nando Negri. 70 gli atleti paraciclisti partecipanti che viaggiano ad alta velocità nel cuore della città, tra loro molti campioni. Il vescovo celebra l'Eucaristia nella Basilica dei Santi Gervasi e Protasi a conclusione delle iniziative celebrative per i 900 anni di dedicazione della Chiesa, una ricorrenza, sottolinea Monsignor Tanasini, che ricorda il legame con la Chiesa universale ed il Papa. Sestri Levante in corona i donni dell'anno: Giorgia Santini, Sergio D'Urso, Franco Bampi, Vito Molinari, premiati dall'Associazione Uleudo per l'impegno nella promozione della cultura locale. Un nuovo lutto in diocesi. All'ospedale di Lavagna si spegne all'età di 96 anni Don Marcellino Valente. Già segretario personale dell'arcivescovo di Cagliari Monsignor Botto, è ricordato come pastore mite ed umile. I funerali sono celebrati dal vescovo nel santuario di Nostra Signora dei Miracoli a Cicagna. Ha servito la Chiesa nel nascondimento come il servo buono e fedele, il ricordo di Monsignor Tanasini. A Isolona di Orero riprende vita una cava di Ardesia, recuperati il baraccun e l'ingresso del sito estrattivo. Il locale sarà uno spazio per attività ricreative, didattiche ed incontri. Domenica 14 ottobre Papa Francesco canonizza 7 nuovi santi, tra loro Paolo VI e Monsignor Romero. I santi, spiega Francesco, sono capaci di rischiare per seguire Gesù, senza tiepidezza e senza calcoli. Nella mattinata del 18 ottobre gli sfollati della zona rossa del Ponte Morandi a Genova possono rientrare nelle loro abitazioni per recuperare i loro beni. Un momento commovente per le famiglie accompagnate dai vigili del fuoco nelle zone del disastro. Alla vigilia della Giornata Mondiale per le Missioni si celebra a Carasco la veglia missionaria diocesana. L'intervento è di Don Paolo Bacigalupo, già sacerdote Fidei Donum a Cuba. Il sacerdote rivolge un invito ad ascoltare il prossimo, l'altro che può essere nostro maestro. Il vescovo consegna la croce dell'invio missionario ad una coppia di sposi con 3 figli che decide di partire per il Perù a sostegno dell'operazione Mato Grosso. Sempre a Carasco si celebra il 21° raduno annuale delle confraternite della diocesi. La formazione e le opere di carità sono la base delle attività del nuovo anno, dalle quali i gruppi vogliono ripartire. Nella serata del 22 ottobre la Fontana Buona Tutta si ritrova sul ponte di San Pietro di Sturla, nel 5° anno dell'ondata alluvionale che ne provocò il crollo. Si prega, si fa memoria delle 2 vittime dell'evento, Rosasco e Gattorna. La Cassa del Martirio di Santa Caterina, custodita nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Sestri Levante, viene trasferita a Genova. Sarà ospitata nella mostra monografica dedicata alle opere del Maragliano. Domenica 28 ottobre l'ARPAL della Regione Liguria dirama un'allerta rossa di 24 ore per maltempo sul Levante Ligure. A preoccupare sin da subito è il moto ondoso in costante aumento. Uno scenario apocalittico, quello che si è trovato davanti questa mattina il Tigullio. Dal pomeriggio di ieri e per tutta la notte, con forza sempre crescente, una violenta mareggiata di scirocco ha flagellato le coste del Levante, colpendo in particolare i comuni del Tigullio occidentale, ma anche Sestri Levante. Le situazioni più gravi a Rapallo e Portofino. Il borgo di Portofino risulta completamente isolato a causa del crollo di alcuni tratti della provinciale 227 che ha provocato l'interruzione dell'energia elettrica e del gas. A Rapallo è stata invece completamente distrutta la diga foranea del porto Carlo Riva. Qui ieri sera si trovavano riparate quasi 400 imbarcazioni, la metà delle quali è stata danneggiata. Questo il resoconto del presidente del porto, la dottoressa Scarpino. Molti gli yacht che sono affondati o che hanno rotto gli ormeggi andando a finire contro il muraglione della passeggiata a mare. Vediamo proprio le immagini di questa mattina. Il momento più difficile però
si è vissuto ieri sera intorno alla mezzanotte. Un gruppo di 22 diportisti, le cui barche erano ormeggiate nel porto, è rimasto intrappolato per alcune ore sulla diga crollata. I vigili del fuoco sono intervenuti con sommozzatori e in appoggio la squadra di Rapallo e 2 squadre di soccorso acquatico per recuperarle e metterle in salvo, affamate e in stato di ipotermia. I sommozzatori hanno fatto la spola fra il molo e la banchina, issando a bordo del natante i pericolanti e portandoli poi al presidio sanitario allestito per l'occasione nei locali del circolo nautico. Vediamo proprio le immagini dei vigili del fuoco, del salvataggio messo in corso, realizzato nella serata di ieri. Questa mattina lo scenario dunque che si presentava davanti agli occhi di tutti era quello di un uragano che ha colpito le zone del Tigullio. A fare visita, a fare un sopralluogo ai luoghi maggiormente colpiti dalla mareggiata il presidente della Regione Liguria accompagnato dagli assessori Viali e Gianpedrone. Vediamo, facciamo il punto nel nostro primo servizio. Vittime e feriti ad oggi non se ne contano, ma è questa l'unica notizia positiva di una 24 ore che il Tigullio si ricorderà per molti anni a venire. Da Portofino a Seste Levante, passando per Santa Margherita Ligure, Rapallo e Zoagli, il mare impetuoso, sospinto da un vento di scirocco che ha toccato punte di quasi 150 km all'ora, ha lasciato una scia di danni e distruzione che al momento non è possibile ancora quantificare con certezza. Un borgo completamente isolato, senza luce, gas e telefonia a Portofino, un porto che praticamente non esiste più, quello di Rapallo, con decine e decine di imbarcazioni e yacht distrutti se non affondati. Una passeggiata cancellata nella sua interezza, quella di Zoagli, e ancora i danni alle spiagge di Renai, di Portobello, a Sestri Levante, stabilimenti balneari e locali con gravi danni a Santa Margherita Ligure, Lavagna e Moneglia. E questa, in rapida sintesi, la panoramica dei danni provocati dalla mareggiata che ha colpito in tutta la sua violenza il Levante. Questo il dossier che la Regione ha messo davanti al capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che nel pomeriggio, accompagnato dal Presidente della Regione, ha sorvolato in elicottero la costa colpita dalla furia del mare. Abbiamo già concordato con il Governo evidentemente lo stato di emergenza, ma era scontato. Lo firmeremo stasera, lo porteremo in giunta domani. Dopodiché chiederemo tutto l'aiuto che ci serve per queste giornate di emergenza, per rimettere le condizioni delle persone di potersi muovere, spostare, portare i figli a scuola, andare a lavorare, e poi cominceremo ovviamente con gli amici balneari, albergatori, ristoratori, commercianti, la cernita dei danni e quindi tutto quello che si comporta. Bisogna muoversi, il Natale è molto vicino, vorrei arrivare a Natale con una Regione Liguria che sia con la migliore livrea per chi ci visita, e poi anche le strade importanti che richiederanno del lavoro averle pronte per l'estate. Vi siete dati questo obiettivo, l'estate, un ritorno se si può alla normalità? L'estate per i lavori strutturali importanti, per quelli minori io mi auguro che nelle prossime 3-4 settimane ovviamente la Liguria torni alla normalità. Siamo capaci, abbiamo vissuto tante emergenze, abbiamo vissuto tante tragedie, anche una molto recente. Dal 14 di agosto non ci si è fermati comunque? Francamente no, e cominciamo a sentirla tutta, però siamo qua e ci rimbocchiamo le maniche. Danni si contano in tutto il Golfo del Tigullio. A Santa Margherita Ligure il mare distrugge una parte della diga foranea e la sede della Capitaneria di Porto, oltre ai danni di privati ed esercizi economici sul lungomare. San Michele di Pagana sommersa dalla sabbia. A Portofino crolla un tratto della provinciale 227, isolando il borgo dove manca il gas e l'energia elettrica. Distrutta la passeggiata a mare di Zoagli. Danni ingenti anche a Sestri Levante. Le zone più colpite sono quelle di Renà, a Riva Trigoso e Portobello. E siamo giunti a novembre. Il Consiglio metropolitano dà parere favorevole alla possibilità di costruire un depuratore nell'area di Colmata a Mare a Chiavari. La Fondazione Marini di Lavagna invece mette a disposizione 18 mini appartamenti per anziani in difficoltà. I vescovi approvano la traduzione dal Messale romano del Padre Nostro. Per quanto riguarda la vita della diocesi, in occasione della festa di Santa Cecilia in cattedrale a Chiavari si rinnova un appuntamento con un concerto che coinvolgerà gli studenti degli istituti di musica di Chiavari, di Genova e Savona. Il mese di novembre si apre con un momento storico per la nostra diocesi, la conclusione del processo diocesano di canonizzazione di Don Nando Negri.
Nella solennità di tutti i santi, la diocesi di Chiavari ha vissuto un momento di grazia straordinaria. Prima della celebrazione eucaristica in cattedrale a Chiavari, il vescovo ha dichiarato concluso il processo diocesano di canonizzazione di Don Nando Negri. Un momento storico, partecipato da molti fedeli in chiesa e da tanti che seguivano da casa il rito. Vi proponiamo una sintesi di quanto si è svolto in cattedrale. Noi, Alberto Tanasini, per grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica, Vescovo di Chiavari, osservata sintomia que servanda erant, avendo osservato quanto si doveva osservare, con il presente nostro decreto dichiariamo conclusa definitivamente la fase diocesana del processo per la beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Ferdinando Negri, Don Nando, sacerdote, fondatore dell'opera Villaggio del Ragazzo. Deputiamo pertanto il portitore perché provveda alla consegna degli atti alla Congregazione Romana per le cause dei santi. Chiavari, 1 novembre 2018, solennità di tutti i santi. La nostra comunità, noi riteniamo che davvero Don Nando meriti gli onori degli altari. Questo è il nostro giudizio, un giudizio che dovrà essere confermato dalla Santa Sede. Adesso comincia la seconda fase, che potrà essere anche prolungata, lunga, non lo sappiamo. A noi tocca pregare, continuare a pregare perché il Signore ci conceda la grazia di vedere effettivamente Don Nando sugli altari. Con le celebrazioni del 1 novembre in cattedrale, Monsignor Francesco Isetti conclude il suo mandato da cerimoniere vescovile. Da Monsignor Marchesani a Monsignor Tanasini, oltre 50 anni al fianco dei pastori della diocesi nel cammino di attuazione del Concilio Vaticano II. Le comunità di San Bartolomeo di Borzonasca e San Lorenzo di Levaggi in Valle Sturla sono in festa per l'arrivo del nuovo parroco. Don Daniele Beronio viene accompagnato dal vescovo nel pomeriggio del 3 novembre all'ingresso. Monsignor Tanasini invita i parrocchiani a sentirsi parte attiva della diocesi di Chiavari. Il Tigullio continua a contare le ferite aperte dalla mareggiata fino a ottobre. Diversi gli stabilimenti distrutti sul litorale di Lavagna. La società di maricoltura Acqua di Lavagna messa in ginocchio. Oltre 3.200.000 euro di danni tra pesce perso e gabbie distrutte. Rapallo riparte da Montallegro. Molti fedeli salgono al santuario mariano per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta. Nessuna vittima e nessun ferito nell'ondata di maltempo. L'arciprete benedice la città dall'alto con la venerata immagine di Maria. Portofino esce dall'isolamento con i suoi cittadini più piccoli. I bambini possono riprendere l'anno scolastico trasportati via mare. Festa ieri mattina al santuario di Nostra Signora dell'Ulivo a Bacezza. Il vescovo diocesano, Monsignor Tanasini, ha celebrato l'Eucaristia al termine della quale ha benedetto i lavori di restauro conservativo e di manutenzione straordinaria dell'edificio sacro. Un impegno oneroso per la comunità parrocchiale che ha affrontato i lavori facendovi fronte con risorse proprie. L'intervento è stato eseguito tra l'ottobre del 2015 e il maggio del 2018 per una spesa di quasi 590.000 euro. Vediamo.
Il Vescovo ha apprezzato il coraggio del pastore di questa comunità, è stata una scommessa e per ora i risultati si vedono, è stata vinta. Sì, non so più se coraggio o incoscienza, però le cose quando vengono fatte insieme, supportate anche, quando senti che tutta una comunità, tutta una famiglia parrocchiale e non solo ti sostengono, si riesce a fare anche queste cose straordinarie, straordinarie non proprio perché vanno fuori dall'ordinario, ma è stato un po' anche, come diceva il Vescovo, il preservare secoli e secoli di preghiere, di desideri, di speranze, di sacramenti celebrati qui, per non sciupare anche tutto quello che era stato fatto dalla comunità in passato. Che impegno è stato anche dal punto di vista economico per la comunità? L'impegno era partito più o meno con 400.000 euro di spese per il tetto e per le facciate. Siamo arrivati a una spesa totale di circa 570.000 euro, perché nel frattempo abbiamo trovato che c'erano negli interni specialmente tutti gli impianti elettrici da rifare, il riscaldamento, le caldaie dei vari appartamenti che erano tutti collegati. Abbiamo staccato tutto, luce, acqua, gas, abbiamo praticamente fatto tutti gli impianti autonomi. Si è fatta un'operazione che alla parrocchia è piaciuta tantissimo e che era comunque doverosa. C'era la statua seicentesca della Madonna, che si è deciso di sostituirla con una coppia e portare all'interno questa opera veramente pregevole e ricca di storia, ma da un punto di vista artistico veramente molto interessante. Dopo un accurato restyling, a Chiavari vengono inaugurati i campi sportivi in colmata a mare. L'impianto è intitolato a Franco Celeri, storico presidente dell'Entella. Per la cerimonia inaugurale una partita amichevole tra Vecchie Glorie e le ragazze del Rupinaro Sport. Il maltempo continua a far danni. A Santa Margherita Ligure cede un tratto del muraglione a monte della ferrovia, facendo deragliare un treno in arrivo in stazione, fortunatamente senza feriti. Chiavari ospita il primo premio nazionale musicale di clarinettisti. Vincitore è il 22enne Giona Pasquetto di Varese. Soddisfatti gli organizzatori, che già pensano alla seconda edizione. Il gruppo Tassano presenta a Sestri Levante il bilancio sociale. Vengono proposte testimonianze diverse e storie legate all'esperienza del consorzio, dove il lavoro genera valore. Domenica 18 novembre si celebra la seconda giornata mondiale dei poveri. Il Papa suggerisce 3 atteggiamenti: ascoltare, rispondere, liberare. L'ingiustizia è la radice perversa della povertà, afferma Francesco. In diocesi le parrocchie organizzano un momento di fraternità con più bisognosi, un'occasione per stringere legami e relazioni e per conoscere le storie di chi vive situazioni di difficoltà. Per la festa della presentazione di Maria al Tempio, il Vescovo visita le suore della presentazione di Sestri Levante. La famiglia religiosa ricorda i 70 anni di professione di Suor Benedetta Bagnone. Sabato 24 novembre il presidente della Regione Liguria, Santa Margherita Ligure. Si tratta di un momento storico per la città. Regione e Comune firmano la convenzione per la redazione del progetto esecutivo dello scolmatore dei torrenti San Siro e Magistrato. La giornata del ringraziamento di Coldiretti viene celebrata a Santa Maria di Ne. L'annata agricola, nonostante il meteo, è stata positiva. Nella stessa domenica si svolge il raduno diocesano dell'Associazione Campanari, che raggruppa quasi 50 appassionati da tutta la Liguria. Nel Palazzo Municipale di Ne si svolge la cerimonia di premiazione del concorso Mieli dei Parchi di Liguria. Circa 1700 i produttori liguri, un mondo sommerso importante anche per l'equilibrio biologico dell'ambiente. Svolta decisiva per l'operazione Caro Diario condotta dai carabinieri di Chiavari, partendo dalla denuncia di una madre insospettita dalle annotazioni sul diario della figlia. Smantellata una rete di spacciatori operanti nel Tigullio, 4 arresti e 2 denunce. Operavano tra Chiavari, Recco e Genova cedendo droga a credito. A Lavagna si tiene un nuovo vertice post mareggiata alla presenza dei rappresentanti di Regione Liguria e dei comuni del Tigullio. L'impegno è a semplificare le procedure per i balneari. Dal governo sono arrivati 6,5 milioni di euro per le somme urgenze, ma l'attesa è per i 200 milioni promessi.
Nel mese di dicembre 2 lutti colpiscono il mondo del giornalismo locale. A breve distanza l'uno dall'altro si spengono Emilio Carta e Sandro Pistacchi, entrambi collaboratori de Il Secolo XIX. L'associazione Semi di Speranza Onlus di Sestri Levante festeggia 10 anni di solidarietà. Un'altra azienda del territorio si trova in difficoltà, si tratta della Rovido di Carasco, che vive un momento di rinnovamento e di difficoltà lavorativa. In Val d'Aveto invece si festeggiano i 10 anni dalla riapertura degli impianti di risalita con una promessa del presidente della regione Liguria Toti: lavoreremo per l'innevamento artificiale. Nel giorno di Santa Barbara il vescovo presiede la messa a San Giacomo di Corta a Santa Margherita Ligure. Davanti ai marinai della Capitaneria di Porto, ai Vigili del Fuoco e ai sindaci, Monsignor Tanasini esprime parole di ringraziamento e di speranza. Siamo sulla via della ricostruzione. Nello stesso giorno, a tempo di record, viene inaugurata la passerella pedonale per Portofino. La riapertura al pubblico sarà in prossimità delle festività natalizie. La squadra chiavarese della Virtus Entella ha scritto una pagina di storia importante. Questo oggi è il titolo di apertura del sito internet della società chiavarese, a poche ore dalla storica vittoria in Coppa Italia con il Genoa. Amarassi biancocelesti hanno condotto una partita punto a punto sino alla fine del tempo regolamentare, che si è chiuso sul 3-3. Dopo i tempi supplementari la sfida è terminata ai rigori e tra il primo errore di Bessa e la replica negativa di Baroni, le due squadre hanno proseguito ad oltranza sino al settimo tiro, quando la Padula ha visto il proprio tiro murato dal portiere biancoceleste Paroni. Da qui è scattata la gioia della squadra biancoceleste e dei 500 tifosi andati a Marassi a sostenere la squadra. Scrive la storia e compie un'impresa incredibile. Spugna lo stadio Luigi Ferraris di Genova e per la prima volta nella sua storia centra gli ottavi di finale di Coppa Italia Team Cup, dove affronterà all'Olimpico la Roma. È stata una partita incredibile, impossibile da riassumere in pochi secondi. L'Entella ha vendicato la sconfitta del 1971, quando un gol di Turone a 5 della fine rovinò il sogno di quei ragazzi di strappare un punto al Ferrari. È stata una partita assolutamente incredibile, con tanti capovolgimenti di fronte, con l'Entella che è andata in vantaggio con un gol incredibile di Simone Icardi dopo 16 minuti, il rigore di Piontek al 26esimo aveva raddrizzato la partita per i rossoblù padroni di casa. A 7 dalla fine ancora Simone Icardi in giornata di grazia a riportare l'Entella in vantaggio, e poi 2 minuti dopo un altro rigore realizzato da Piontek a sigillare il nuovo 2-2. Si va così ai tempi supplementari, un turmio di emozioni, azioni da gol da una parte e dall'altra, coi tanti tifosi venuti da Chiavari che hanno spinto i biancocelesti per tutta la partita. Il Genoa ancora su rigore con la Padula trova il gol del 3-2. Sembra finita, non per questa squadra, non per questa Entella, che nelle difficoltà si è compattata e al 120esimo con Adorjan ha trovato la rete dell'incredibile 3-3. I calci di rigore non finivano mai, si è andata a oltranza finché la Padula non si è fatto ipnotizzare dal solito grande, immenso Andrea Paroni, autore di una partita strepitosa. L'Entella vola agli ottavi, vendica la sconfitta del 71 e spugna Marassi, e adesso vola davvero. Oggi è la vittoria della squadra, è la vittoria della società, è la vittoria dello staff ed è la vittoria della città. E oggi non ci sono personaggi particolari che devono prendersi i meriti, oggi i meriti sono di tutti. È tutta la vita che io sogno di vincere contro il Genoa a Marassi. Sono un uomo fortunato perché quel sogno lì oggi si è coronato e resterà per sempre nella mia vita, nella mia memoria, e oltre a dedicarla ai ragazzi dell'Entella di oggi, la dedico ai ragazzi dell'Entella di ieri, perché la storia è questo, e sono contento di scrivere questa pagina che vale forse la promozione in Serie B. È una pagina forse dal punto di vista dell'emozione ancora più grande. Alla vigilia dell'Immacolata il decano dei sacerdoti della diocesi Don Nicola Tiscornia spegne 104 candeline. La festa è alla casa del clero con parenti e confratelli e la visita del vescovo diocesano. Nella solennità dell'Immacolata la diocesi in festa per l'ordinazione diaconale di Alessandro Cavallo, giovane seminarista che pronuncia il suo Eccomi. Il servizio, dirà il vescovo, è qualcosa che nasce da dentro come per Maria. A Portofino si illumina l'albero di Natale, cerimonia affollata sulla celebre piazzetta. Il sindaco premia i bambini che hanno affrontato l'emergenza con il sorriso.
Una luce torna a brillare anche a San Michele di Pagana, è quella di uno dei locali del lungomare devastato dalla mareggiata di fine ottobre. Grazie all'intraprendenza dei gestori e alla vicinanza degli abitanti, l'insegna luminosa torna a brillare accendendo una luce di speranza. Il vescovo avvia una serie di incontri prenatalizi, il primo è con il mondo della scuola. Nella Basilica dei Santi Gervasi e Protasi a Rapallo, Monsignor Tanasini propone agli studenti una riflessione sulla grandezza di Dio che trova fondamento nell'amore per l'umanità. Nello scambio degli auguri con i sindaci accolti in curia, il vescovo elogia il forte legame di solidarietà dimostrato nei momenti difficili, invitando a sviluppare il sistema Tigullio di aiuto reciproco. In attesa del dissequestro del ponte Morandi a Genova viene inaugurato il cantiere per la demolizione. La speranza, dirà il sindaco di Genova, è di avere il nuovo ponte per Natale 2019. In cattedrale a Chiavari si riuniscono le comunità dei migranti del territorio. L'invito del vescovo è ad improntare la loro esistenza alla giustizia e all'amore reciproco. Secondo tradizione, i bambini assistiti dall'Istituto per il Baliatico di Chiavari festeggiano il Natale in anticipo con gli anziani ospiti dell'Istituto Torriglia, una festa condivisa con il vescovo. A Carasco la scuola di pallavolo presenta la carta etica ed un progetto di solidarietà per le popolazioni dell'Etiopia. Al pomeriggio di festa è presente Don Alessia Albertini, assistente ecclesiale del CSI, che esorta il mondo dello sport ad essere motivo di inclusione. Il Natale arriva in un periodo particolarmente felice per il cantiere navale Fincantieri di Riva Trigoso. Monsignor Tanasini incontra maestranze e dirigenti invitando ad anteporre sempre l'uomo alle strategie aziendali. Festa questa mattina a Carasco per l'inaugurazione della passerella ciclopedonale di San Giuseppe. Dopo oltre 5 anni dal crollo della storica struttura viene ripristinato il collegamento tra le frazioni di Rivarola e Graveglia. Presenti numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e regionali e tante persone abitanti in zona. Tra questi la signora Lina Panesi che ha tagliato il nastro. Vediamo. È stata la signora Lina Panesi, 101 anni il prossimo marzo e che fino a pochi anni fa viveva in una delle case a pochi metri dalla vecchia passerella, a tagliare il nastro per l'inaugurazione del nuovo ponte pedonale che torna a collegare dopo 5 anni le frazioni di Rivarola e Graveglia a Carasco. Accompagnata dai familiari, la signora Lina si è unita alla festa, accolta tra gli applausi degli amministratori presenti. Ma a me qua è bicicletta, sì. Qua è macchina che posso passare. Sì, tranquilla. Ha una macchina che ha 4 ore che è spettacolo. Tante le persone residenti delle due frazioni che hanno voluto partecipare al momento di festa per una struttura dalla storia travagliata che finalmente trova lieto fine. Siamo arrivati in fondo a quello che ci eravamo promessi 5 anni fa quando ci siamo candidati ad amministrare questo comune. È stato un lavoro lungo, difficile e complesso. Sì, difficile, lungo e complesso perché ci sono state tante anomalie non volute da noi, ma da terze persone che ci hanno stoppato in più di un'occasione, però noi siamo stati tosti e siamo arrivati a centrare l'obiettivo. L'intera opera è costata oltre 500.000 euro, 420.000 sono stati necessari per realizzare la struttura, 100.000 per le opere accessorie come lo spostamento della pila della vecchia passerella voluto dalla soprintendenza. Cofinanziata dalla Regione che ha messo a disposizione 360.000 euro, la struttura da oggi ripristina l'originario percorso della pista ciclabile diretta in Val Fontana Buona. La ciclovia, come molti possono aver visto a causa anche di questa interruzione di altre, c'è avuto un po' un degrado, quindi è stata un po' abbandonata. Ora questo è il momento per riprendere vigore e ridare agibilità e percorribilità alla ciclovia. È molto importante anche per noi, tanto più che sono ormai più di 20 anni che noi abbiamo lavorato sulla pista anche ciclabile e di conseguenza era importante anche dal punto di vista proprio turistico, ma ripeto anche proprio per la popolazione, per andare avanti e indietro da una parte all'altra. L'Anfas Villa Gimelli augura buon Natale alle famiglie e al Vescovo nella propria sede. Come San Giuseppe, silenzioso custode della vita di Gesù, il servizio di Anfas per i più fragili è sempre prezioso ed affidabile. La Protezione Civile Nazionale è ricevuta in udienza da Papa Francesco, presente anche una delegazione ligure. Francesco sottolinea la capacità del Dipartimento di concordare ed attuare scelte efficaci superando gli individualismi. A Rapallo viene inaugurato il campo Gallotti, omologato per i settori giovanile, scolastico e terza categoria. Alla vigilia di Natale il Vescovo è nella casa di detenzione di Chiavari. Rinascere a nuova vita, l'augurio di Monsignor Tanasini, abbandonare l'uomo vecchio e insieme al Figlio di Dio fatto bambino vivere la gioia del Natale.
Nel giorno di Natale Papa Francesco, prima della benedizione Urbi et Orbi, formula il proprio augurio: anche se diversi viviamo come fratelli. In diocesi il vescovo presiede le celebrazioni in cattedrale. Contro la cattiveria della società di oggi la proposta è di riscoprire l'impronta di bontà instaurata da Dio in ogni uomo. Segnali di speranza per una rinascita del Tigullio nella diretta di Natale proposta da Telepace. E il pomeriggio di Natale, come tradizione, Telepace ha tenuto compagnia ai telespettatori con una diretta che quest'anno è andata in onda da un luogo particolare, la motovedetta messa a disposizione dalla Capitaneria di Porto. Così abbiamo potuto visitare i luoghi colpiti dalla mareggiata di fine ottobre e scoprire non soltanto i danni, ma anche i segnali di bene e di speranza. Vediamo. La difficoltà ha creato unità. La mareggiata di fine ottobre ha rafforzato i legami tra la gente del Tigullio, gli amministratori dei comuni colpiti e le forze dell'ordine. La diretta di Natale, a bordo della motovedetta della Guardia Costiera, idealmente ha abbracciato un golfo che fin da subito ha voluto ripartire, soprattutto dalle relazioni. In 5 ore di trasmissione abbiamo toccato Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Sesti Levante, passando per Zoagli, Chiavari e Lavagna, inviando cartoline del golfo. Vicinanza e solidarietà sono i messaggi più belli del Natale da ricordare nell'archivio delle notizie 2018. Lo dimostra il fatto che tutto ciò che vedete è stato frutto proprio di una macchina che funziona, costituita da tante parti, dove ogni parte, ogni soggetto svolge il suo ruolo fino in fondo, non limitandosi a dire ma questo non mi compete oppure non è appunto compito mio. Tutti quanti abbiamo messo al primo posto la necessità di restituire ai cittadini la loro ordinarietà. Fatta la conferenza di servizi e stabilito il cronoprogramma, il 4 gennaio sarà estratta l'impresa che effettuerà i lavori di recupero della provinciale 227, dopodiché si lavorerà a ritmo serrato per riaprire la viabilità entro Pasqua, almeno a senso unico alternato. Sempre da lunedì 7, inoltre, a Portofino partirà un progetto per sostenere gli studenti del borgo, ad annunciarlo il sindaco sempre durante la diretta natalizia. Inaugureremo anche una piccola specie di scuola per i nostri bambini qua del teatrino di Portofino, che con l'assessore alla cultura Ilaria Cavo, che ha fatto un po' da regia insieme con la signora Betty Tassara di Santa Margherita, siamo riusciti a creare questa piccola aula nel teatrino di Portofino. Quando ci sarà il mare agitato, giornate brutte, si è deciso di tenerli insieme a un insegnante nel teatrino, che avrà un insegnante che li fa scuola e più collegamento direttamente col loro portatile personale, con la loro aula. E siamo così giunti al termine del nostro percorso attraverso i 12 mesi del 2018, mesi davvero molto intensi, ricchi di avvenimenti. Abbiamo cercato di fare una sintesi dei principali, sperando di non aver tralasciato altri momenti importanti che abbiamo comunque potuto documentare attraverso le nostre telecamere, attraverso il lavoro del nostro staff e dei tanti volontari che collaborano con Telepace. Il 2019 si apre all'insegno di una nuova sfida che è partita proprio negli ultimi giorni di quest'anno, ovvero il canale All News, quello del canale 187, dove 24 ore al giorno vengono trasmesse notizie nello spirito che caratterizza l'operato di Telepace al servizio di Dio e dell'uomo. Sperando di avere anche in questo caso l'aiuto e il sostegno da parte di tutti, ci lasciamo con l'augurio di un buon 2019.